Buonasera, voglio questa sera con grande precisione, sono veramente lieto di essere qui, Maggia Sparuviez, perché ovviamente 21:30 proprio spaccate alla grande, voglio poi tra l'altro voglio aprire una bella parentesi che a parte il fatto della webcam in HD, che veramente voglio un po' potuto la mandare, nonostante la connessione è ancora cessa e quindi aspettate un attimo la mia voce, ovviamente 21:30, la mia voce maligna, eccola qua, disattiva audio, come al solito parte sempre a voce indifferita sull'altra pagina, che volevo dire, sta cosa che voglio premettere proprio a buchinare nuovamente, ho studiato Facebook dal computer, questa volta mi sono anche ricordato di spegnere Facebook dal computer e ho calato a suonare il telefono, quindi per tutti quelli che avessero l'intenzione di chiamarmi su Facebook è inutile che lo facciano perché tanto non si sente manco cazzo e quindi ci tenevo a dire questa cosa. Dopodiché voglio salutare subito in primis perché veramente mi fa troppo piacere che ci stavo guardando la live perché io voglio troppo bene il grandissimo Davide Pezzimenti che veramente io lo chiamiamo Orso perché è stato con noi a Sharm el Sheikh quest'estate e l'abbiamo conosciuto la grandissima da Bergamo, voglio pensate un po', cioè io non so manco si mi capisce quando parla Davide perché quando stavamo lì in Egitto parlava in italiano e quindi ci riuscivamo a capire però mi fa piacere che Davide da quando ci siamo conosciuti mi segue un po' a Facebook e addirittura e poi ti scrivi in napoletano, cioè figuriamoci proprio l'onore che mi dà questa cosa di sapere che Davide scrive in napoletano addirittura e poi ogni tanto condivide dei bei pezzotti, quindi anche lui è entrato in questa ottica di pozzuttesimo, in questo credo che noi appunto veneriamo e quindi veramente mi fa troppo piacere, lo saluto Davide, grandissimo orso. Allora, fammi vedere una cosa, sì, voglio passare subito ai saluti perché veramente sono tanti, e voglio avere... Allora, i saluti, scusatemi innanzitutto che ieri non ho fatto la live, la gente pure in due video perché, vabbè, l'ho scritto anche, poi subito aprivo film i Rocky, e poi dico, ma bellissimo, poi vi spiego, ma faccio prima i saluti, poi vi spiego, poi vi spoilerò un po' il film. Allora, ci saluto prima Francesco Masucci, il saluto per primo, lo saluto, Francesco Masucci, poi c'è sta Gennaro Noto, e vabbè, Matteo Lamberti che è una casa caruta, sta scrivendo con quest'usa della sua, poi c'è sta Francesco Marchetillo, grandissimo, lo saluto pure a lui, Francesco Marchetillo, poi c'è sta Luigi Di Lorenzo, che fa, che ha scritto, vabbè, comunque saluto Luigi Di Lorenzo, Alessio Perrotta, grandissimo, vi ricordo pure per chi non lo sapesse già perché prima hai fatto un video, alle 10 questa sera ospite Alessio Aprea, quindi voglio Alessio Aprea, sicuramente conoscete perché non voglio fare i video, molto molto bravo. Chi è qua? Fammi vedere. Valerio Fulvo, bello Fabio ti seguo più tardi, tengo impegni, non ti scudemmo salutare. Ti saluto mo e quindi a roba fatta caso fatta per l'inizio così vedere che ti ho salutato. Chi è qua? Saluto Casa Caruto, Luigi Borrelli, saluto pure Luigi Borrelli, segna il mio nome, chi è? Simone Magro, grande Simone, e bello a te casi magro, che tenga a Divanza. Raffaele Asprigno, lo saluto, Gaetano Piacente, insieme a me, non mi scordo sempre, Gaetano lo saluto perché ci segue sempre, grande Renato Bencivenga, come sta dicendo Nair, poi Raffaele Esposito, e fammi vedere chi ci sta più, fammi vedere, un coppia di commenti, cioè, i commenti del video che ci messo. Allora, prima, eccoli qua, i commenti stanno qua, non voglio scudare nessuno perché dopo faccio tutta figura, ma c'era ma che mi saluta. Allora, parto dall'inizio, chi c'è sta? Chi sta dopo? C'è sempre una latrina, fammi un saluto speciale a Lorenzo Calò, Lore, ma come cazzo dai, saluto speciale, leggi il mio nome, tipo, attenzione, Amina, così che snaggi alla piccinini, ma io non faccio fare piccinini, poi chi c'è sta? Raffaele Fresa, salutami ti prego, che hai scritto, ma che mi piace, la Maronna, non mica mi apri, io ti saluto tranquillamente, molto volentieri, come faccio con tutti, è un grande piacere, Ivano Veneruso, poi c'è sta Daniele e Michela, li saluto, Marianna Iodice, Manuela Migliaccio, voglio Manuela Migliaccio, la saluto, a parte che l'ho vista stamattina perché abbiamo fatto una cosa che poi vi farò vedere, guardate che bello disegno come ha fatto Manuela Migliaccio, io spero che si vede, aspettate un attimo perché Maggia un attimo inquadrare, eccolo qua, va giù. Guardate quanto è bello questo disegno, cioè, mi ha fatto più, cioè io sono brutto, però lei mi ha fatto molto bene qua, sta pure segno l'MD ovviamente, grandissima Manuela, che la voglio bene, ci mandano un bacio perché è la sorella di Carmine Migliaccio, che ne voglio veramente
molto dolce, e la saluto. Allora, chi ci sta più? Non mi scordo nessuno, non mi preoccupa. Simone Longobardi, Carmine Guarracino, poi ci sta. Chi è salutami Salvatore Colucci, aspetta, ma quasi fannuto, Carmine Gregorio, ci sta più, Sabatino Baiano, non me lo dimentico, e basta, guarda, penso che non ci sta più nessuno. Ah, saluto Jenny Esposito, e va a bocca, voglio, non lo so, ci sta, basta, penso che non ci sta nessuno più, quindi abbiamo chiuso con i saluti, e ora magari chi ci sta collegato su YouTube. Intanto voglio dire quando ne siamo perché là da poco si mi scassano malamente, no, stasera siamo più pochi, infatti già mi ero creduto che erano come là da volta, allora avevo ragione io che l'altra volta erano le feste che ci avevano fatto, diciamo, esaltare e salire lo share, diciamo così, perché là da volta erano belle buttando 90 in noi, c'è una cosa che non capita mai nelle mie dirette, però nelle nostre dirette, perché veramente sono nostre, però effettivamente voglio via, avevo ragione, poi secondo me questi canisci stanno sbagliando un po', molti occasionali, e vabbè, ma niente, no? Siamo sempre il nostro zoccolo duro questa sera. Andiamo a vedere chi ci sta collegato. Allora. Vabbè, Davide l'ha salutato grandissimo. Poi chi ci sta più? Nicola Flauto, ma sì, come in the sense, cioè tu, no, in the sense, se tu che mi senti a me. Black Horror, mi dice sempre, mi scrive sempre Black Horror, mi scrive sempre Fabri, ricordati il mio nome, io sono, e io mi ricordo sempre puntualmente qual è il suo nome. Comunque buonasera, c'ero battuta serale, ma se una forchetta e un'altra forchetta si sposano, sono sposate, voglio veramente. Cioè, come diciamo, ma così a serata non è una cosa bella, con questo umorismo di bassa lega. Allora, chi c'è sta? Ugo Flaminio, grande, poi Fabri Buonasera, un saluto a tutti i papush, addirittura si salutano le papush, non si erano mai, mi saluto sempre in casa Caruto, sempre a mamma YouTube, a mamma Facebook, però le pantofole in effetti non le avevamo mai salutate, quindi veramente ti ringrazio, perché, anzi, mo le saluto, ciao pantofole, vi saluto a Ugo Flaminio, ti salutano pure loro. Allora, Antonella Lella, cioè, ieri Stallone a Los Angeles ha vinto Golden Globe e quando gli dati i due premi hanno messo sotto la musica rock, wow, Freedom Gold, sì, ma serio perché io, cioè, casualmente, a ieri pomeriggio mi stavo vedendo a televisione, un telegiornale, non so cos'era, e sapevo che la sera dovevo andare a vedere il film di rock. E poi ci si beve una sala, ah no, ma cazzo di genere, spesso ma ci sono qua in internet, non stiamo andando che era vicino alla televisione, ma non era vicino alla televisione. Comunque, beh, buono, ci sono qua in diretta, sta l'unico che parlava, sai, come se una cerimonia di, però non era capito che era un Golden Globe, ecco. Poi dopo, quando si è venuto a breve film, ci si vociferava sul fatto che Stallone era stato, come si dice, candidato per l'Oscar come miglior attore non protagonista, e ci stava Schwarz. A Buca io diciamo, Rocky, Creed, muoio a breve pure, diciamo, tranquillo, no? Però poi sapendo sul fatto che era stato candidato come miglior mi è venuto proprio un fatto, tu, ma l'hai visto con occhi anche un po' più diversi il film, poi ma è un film esagerato, comunque sì, guarda, io so video no, sono uno che sparagna, però infatti Piet me l'hanno regalato tra l'altro, però se lo posso dire, spendete 7 euro di cinema, lo sapete che io 7 euro vi consiglio sempre di a fare una spesa all'MD, lo sapete, però se vi potete avere questo film, voglio consigliatissimo, via da averla a vedere, vuol dire proprio per gli amanti del genere soprattutto, anche no perché questo è un bello film. Allora, Jenny Bianco, Cerrone al Parlamento, approfitto per salutare Jenny Bianco insieme a Raffaele Tuccillo, Alfredo Dubbi, loro sanno loro chi sono, il trio di Afragola, che poi l'ho pure conosciuto per fortuna ad Afragola ultimamente. Wow, io addirittura Peppe Sena, addirittura voi non lo, forse non ve lo ricordate Peppe Sena, ma è meglio che non ve lo ricordate, lo saluto. Allora, a Brigio sta. C'è sta pure Roberto Carlino, voglio potete leggerlo, non lo dico io, sta scritto nei commenti. Allora, Vincenzo De Lucia, buonasera Fabio, buonasera a tutte le case sfrattate e cadute della web, in particolare a Mary Oliva. Fa molto piacere anche quando vi intersecate fra di voi, vi conoscete. Vincenzo De Lucia saluta Mary Oliva che non vedo collegata. Comunque, vabbè, forza. Ah, voglio Alicmo Bassone, grandissimo, i miei rispetti, i miei saluti, e veramente ti do i miei più cari saluti, perché non dovrevano pochi tempo, oppure la da un ragazzi da leggere, non lo so. Alicmo Bassone, buonasera, cielo, e buonasera a chi la fa Sciwall, la mamma YouTube, lui è sempre così, sempre molto, diciamo, fine, sempre molto diplomatico, e saluta come al solito la padrona di casa, che poi
in effetti è lei, la mamma di YouTube, decide tutto lei. Allora, Cerone salutami, chi è? Sempre Peppe Sena, ha cominciato a fu il Uzzuccuso perché veramente ti banno in 2 secondi. Gian Domenico Martone, Casa Caruto, ti saluto, grande Gian Domenico, ti saluto anche io. Su che narrete un poco per non saltare i commenti. A grande Alex Stabiese pure lui. Sera Casa Caruto, un saluto a modo tuo e a modo mio. Mi fate una canzone a modo mio, mi fate una canzone di Gigi Finzi che non sto qui a cantare, pure perché sennò sto veramente se ne cara a casa. Chi è qua? Adam a tutto, un saluto dalla Francia Cerosi, o meglio ti seguo da quando sei, e poi finisce così la frase, bellissimo, mi piace perché ti rimane con quella curiosità e con quell'amaro in bocca a così. Comunque ti saluto pure io dalla Francia, addirittura fammi sapere a Rustare perché sono curioso di capire dove ti arrustare, quindi vabbè, comunque per chi si è collegato mo, ricordo che alle 10, infatti non mi ha già scordato, lo dico anche per ricordarmelo io, che non mi devo scordare di mandare l'invito ad Alessio Aprea, che alle 10 si collega e quindi stiamo a posto. Allora, Medio Oliva, eccola qua, grande Medio Oliva. Eccomi, Luoglio è sempre qui gratis, ci mancherebbe che mi fai pure Luoglio, veramente, capo costo pure a sta Luoglio, è sempre uno di quei prodotti infami, ma quando finisce a casa Luoglio, una mazzata in fondo che 3,20 euro costa sempre. Come su credo un bacio azzeccuso a Vincenzo De Lucia, l'amore nacque tra Vincenzo De Lucia e Medio Oliva, che si salutano a vicenda, ma mi fa piacere che vi conoscete, magari anche tramite me, mi sento un po' il dottor Stranamore nei vostri confronti. Comunque, voglio credere di film. Io non vi nascondo che ho pensato di fare, boh, che è un'altra cosa. Io ho pensato comunque di fare diciamo proprio un video dove spiego e racconto il film di Creed, però avviso ovviamente, dico, voglio chi si vede questo video, cioè voglio iniziare questo video dicendo, voglio chi se non video io vi racconto un film, quindi se non volete sapere com'è un film, non scassato cazzo e non volete proprio, però se invece sapete che non ve lo andrete a vedere al cinema, io vi voglio raccontare diciamo, a modo mio, perché ne lo posso raccontare chissà come, giusto perché mi piace, mi è piaciuto e quindi lo volevo raccontare così. Tengo in mente di fare stu video, non so se ci riesco, comunque forse sì, e quindi poi rimango poco. Poi, quindi vi avviso a voi della diretta, tanto avviserò pure in quando faccio questo video, ci scassa tu cazzo, che poi mi dici no, mi raccontato un film, che cazzo, no, perché io ve lo dico già da mo', che racconterò il film, il filo e per segno. Allora, chi è qua? Chi si chiama Succhia? Addirittura salutami, mi chiamo Acciuanne. Io non credo che tu ti chiami così, comunque saluto stesso proprio per democrazia. Toni Mennella, saluto per piacere e citami nel video come Toni Mennella. E beh, che dai, ci saluto, che ha ripetuto 2 volte Toni Mennella. Allora, Antonio Lalella Cerone Cupido tra le case Carute. È bello questo ruolo di Cupido. Bulltube, ce lo salutami che offro una bella casata a tutti. Ma tu sto nome, Bull, mi fai ricordare, cioè, è meglio che non te lo dico nemmeno la marca di quale bevanda tu mi fai ricordare. Allora, Lorenzo Calò con le sue solite curiosità, eccolo qua. La capitale più alta del mondo è quella della Bolivia, sì, perché Lorenzo Calò scrive sempre queste cose molto curiose, però è particolare, fa dei commenti particolari. La Paz si chiama, la capitale della Bolivia, è vero. Posta a 3.600 metri di altezza, pensa che quando fanno le partite della nazionale boliviana di calcio, le squadre avversarie sono nettamente svantaggiate e c'è talmente poco ossigeno che spesso sono costrette a respirare dalle bombole d'ossigeno pare che Jochen in due spazi. È bello Lorenzo perché fa queste cose sono abbastanza interessanti. Io questa cosa la sapevo perché sono appassionato sia di calcio che di geografia, quindi questa cosa la conosco. Però fondamentalmente no, io ti voglio fare una domanda a te, Lore, no? Ma noi che ce ne fotte? No, te lo dico perché, cioè, per carità, può essere qualcuno se ne fotte sta cosa, però c'è un po' così, non lo so, un po' fuori dal... Non è che noi teniamo un argomento base qua, quando facciamo le live si parla un po' di tutto, però in effetti facciamoci la fotta a noi sto vabbè, che tu l'hai voluto dire, mi fa piacere perché sono sempre delle curiosità, ci hai insegnato una cosa, non a me perché la sapevo questa cosa, comunque hai insegnato una bella cosa. Allora, Vincenzo Lucia dice, siccome non tengo WhatsApp che pensare, se non lo stesso avrei una live, mi chiedevo, ma che fine ha fatto Nunzio alla Sarturella? Oh, è vero, PS Lorenzo Calò fa la spesa alla Conad, no, Lorenzo non fa la spesa alla Conad, pure perché abita a Bagnoli e lì c'è un bel MD, però è vero, io Nunzia la Sarturella, madre di Antonio Pellegrino, addirittura mi ricordo pure perfettamente i nomi, e non lo so, prima si vedeva in live, ora si vede più.
non lo so che fine abbia fatto. Allora, io intanto saluto Stefano Masi, grandissimo Stefano Masi aspetta, da tipo Formia, mi pare che a Latina, da Latina. Stefano, ma come fai a rimanere in forma mangiando con meno work, lo dici te, non facendo palestra e cose, ti mettesse 3 kg mese. Vabbè, ti dico la verità, adesso vedi, non sto mangiando tantissimo, proprio normale, prima sfunavo, ma non sto mangiando tanto, non faccio tanto movimento, cioè nel senso che io cammino molto, ma non faccio sport, però cammino, quindi magari boom, comunque sono in forma, perché tengo una fascia tanta, la panza poi la tengo, quindi non è che stia proprio così in forma. Che recca, Carmine Catapano, grande Carmine Catapano, dopo 88 puntate perse per un motivo, per un altro, finalmente ti riesci a seguire, ma non è vero, perché tu ogni tanto ti pareva a te, ricordo il tuo nome, Carmine Catapano, e quindi non penso che sia la prima volta che mi video. Alessio Balsamo, oggi Stefano con loro in Coppa Metropolitana ci ha fatto un uomo due, ma Stefano arrestando. Cero, salutami, ma penso che veramente hai rischiato grosso. Chi è questo? Due P si chiama. Salutami, Cero, ma che cazzo mi chiamo Peppe Pezzella. Peppe Pezzella, fammi leggere un attimo. Sì, te leggo, io ti saluto, non è che faccio. Marianna Tesone, salutami, Cero, zio cuore, mi ti voglio bene, Marianna. E pure parecchi che andavo arrivati, però tu anche ci stavi perlomeno a vedere le live, mi ricordo. Ghost Killer, mi sono sempre chiesto, ma tu che fai in David? Latrina. Ma veramente ti ringrazio per questo aggettivo che mi hai riservato a me, quindi ti voglio bene. E non ti rispondo proprio perché tu mi hai chiamato latrina, non ti rispondo. Valle Catanzaro, buonasera Fabri Grande Valentina da Crotone, buonasera alla stanza, buonasera a tutti voi, fresca fresca dalla realizzazione del mio grande sogno, eccomi qua, perché dovete sapere che Valentina è una grandissima fans di Alessandro Siani, veramente una fans sfegatata, non hai mai visto forse una che segue così tanto diciamo, un idolo. Oddio, in coppa Facebook ne tengo parecchie di ragazze che seguono delle persone, ecco, però Valentina proprio ci piace Siani, ha fatto pure un gruppo in coppa Facebook, non ricordo come si chiama, casomai ce lo dice lei nella chat, e che ha fatto, il suo sogno veramente era quello di incontrare a Siani. E tante che ha fatto, e tante che Hit ce l'ha fatta perché è venuta a Napoli a sapere lo spettacolo Il Principe Abusivo e ha incontrato a Siani. E quindi io un giorno vidi la sua foto con Siani e mi facette piacere di vederla diciamo, nella realizzazione di questo suo sogno, no? Un po' come me, mi facesse piacere a Roberto Carlino, quindi mi è venuta quell'empatia no? Nei suoi confronti, mi sono riconosciuto in lei in questa cosa. Lei ha esaudito il suo sogno, io ancora no, ma ce la farò. Allora, Stefano Masi, ho notato da qualche video che hai tipo le unghie squadrate perfette, ma con me. Oh, addirittura devi sapere guardare l'ogno mio. Vabbè, tu devi sapere una cosa sulle mie unghie, perché questa è una cosa curiosa che non ho mai detto. Vabbè, questa è una cosa anche un po' schifosa, però io purtroppo è così, io faccio, cioè io le unghie non me le sono mai tagliate. Mo, aspetta, però, facciamo parlare prima perché può sembrare equivoca la cosa. Nel senso che a me, quando piglia la forbicina per tagliare le unghie da piccolo, mi è sempre un freddo in gola che è insopportabile, non mi piace quando la forbicina non mi è mai piaciuta. Quindi che faccio? Me le mangio le unghie, però mo dice grazie cazzo pure mi mangio, c'è qualcuno che mi sta. No, attenzione, me le mangio con un certo criterio, cioè nel senso che non è che sono accustiamo mangiare l'ogno come chi la che mangia l'ogno con nervosismo, no? Non sono quel tipo di persona, però ogni tanto che cresce l'ogno è come se me le tagliassi mangiando e mi taglio con una certa precisione perché? Perché sono 33 anni che faccio questa cosa, che qualcuno ha creato la strada pensando, ma che schifo, però io faccio così, ma molto, è una cosa abbastanza igienica per me, perché poi lo faccio da anni, quindi tengo una certa precisione, ma mangio all'ogno, una volta ogni settimana, ogni 10 ore, mi mangio quel poco che basta per averle precise e quindi sembrano veramente curate, sembrano così, ma non sono curate, ecco, so che mi mangio con una certa precisione. Allora, Adam Mattaotto, ti seguo da Ciamberry in provincia di Grenoble, Grenoble, è scritto Grenoble, ma pare che si dice Grenoble, se non voglio, eh. Comunque si uno dei primi che è ingarrato a leggere un nome mio, vorresti tutte case caruta. Ah, tu ti chiami proprio così, Adam a tutto, penso che si legge in francese, pure perché io ho fatto francese dalle medie e quindi poco riesco a leggere i
i nomi in francese. Allora, Lorenzo Calò, iniziato c'è possa per te quando vogliamo fare questa iniziativa che tu vuoi incontrare il padre eterno Roberto Calò. Hai ragione, perché io l'ho detto, però poi vedi, ha già fatto un chiacchierone, ma dovrei scrivere una bella email dove dire che voglio incontrare Roberto Callino e pubblicarla su Facebook e casomai tutto quanto copiamo e ce la copiamo questa email che ci ho io e ci mandiamo proprio da diciamo, non sto dicendo un termine che non conoscete, comunque a Bavaruno è meglio così lo conoscete tu, che praticamente ci mandiamo proprio da Campale a Maria De Filippi, così magari la redazione si accorge di me e dice, ah sì, io non ho avuto Roberto Carlino, sono arrivate 500 email, ma prima che si tratta, e magari mi fanno incontrare Roberto Carlino, sarebbe una bella emozione per me, si apre la busta, eccolo qua, Roberto Carlino sta qua, sta scrivendo, c'ero, sono qui quando ci vogliamo incontrare, ma magari fossi veramente tu, vabbè. Comunque c'ero, Andrea Lella, potesse brevettare sto metodo e l'ogno e costruito un cazzariello apposta, il mangia ogni cerrone, prossimamente all'MD, veramente la genialità di Antonella è da applausi perché cioè, da cosa nasce i dicono astruzzata, tu non dici nada, cioè si escono fuori le idee, questo si chiama in inglese, addirittura brainstorming, cioè nel senso che diciamo, tornado di idee, no? Tipo un vortice di idee, no? Vortice, chissà che cazzo sta cosa, perché è bello, è un metodo per inventare le cose. Allora, Emanuele, scusami, Emanuele Consiglio, c'era la sei canzone Clementina che fa tra una canzone e una casa caruta, viene a fare girare da sti palazzi. Eh sì, questa la conosco perché quando ha scelto questa canzone, tutto quando mi mandavano questa canzone, perché ovviamente si ricordavano fatti casa caruta e pensavano che addirittura Clementino mi avesse fatto una citazione a me, che secondo me mi sa proprio. Ale Zappo, c'ero ieri sera, ti ho visto al cinema in vano, cercavi un bel posticino, te volevo far stare vicino a me, ma purtroppo non mi hai visto, ti è piaciuto il film? Molto, mi è piaciuto il film, e penso pure a te, perché veramente è stato un film proprio clamoroso, a me mi è piaciuto molto, e veramente, voglio, bello, 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 bello. Allora, Carmine C, che dice qua? Che ne pensi dei video di, scusami un attimo, di Federico D'Agostino che offende platealmente Damiano, ha scelto che Damiano Coscia e Faina per via del video di quest'ultimo contro Gigi D'Alessio. Non lo conosco questo video, se me lo mandi mi fa vedere stato perché mi fa abbastanza, mi piace, cioè, tra virgolette, mi piace quando si appiccica, nel senso che comunque sembra una cosa pagliaccesca, no? Quando si appiccica pure in dei video mi fanno variare e quindi si muovono mi faccio due risate ma Crecca Stefano Masi sembra arrivato alle mazzate per una rissa, ma sì, sono arrivato ma da piccolo, più da piccolo, c'è pure la buscata parecchie volte, però è da tempo, cioè, quando si fa rosso, un po' più rosso, non capita più che si chiama ammazzate, ma questa era una cosa che capita più da piccoli. Oggi è partito la prima sceneggiatura di Alec Bastone, intanto solo le 21:53, vi ricordo che fra poco si collegherà con noi Alessio Aprea, solo che mo io premerò questa cosa e scapperà il commento di Alec Bastone, ma io lo andrò a trovare, scusatemi un attimo, acchiappa un attimo. Aspetta, mannaggia, molto quando io rinnovo i commenti, purtroppo, eccolo qua. Sì, eccolo qua, Alimo Bastone, Creed, nato per fare figure e merda, questo è il titolo, invece quello è nato per combattere, lui l'ha cambiato in nato per fare figure e merda. Pascalus, figlio di Apollo MT, stancatosi sarà palla coppo di vana a casa, parte per pianura all'incontro Roberto Rocchi Carlimboa. Cioè, capite che è un mix tra Rocky Balboa e Roberto Carli a latrina, rifugi, lo può fare essere campione e pesi caruti, veramente poche righe ma significative, quest'uomo è un talento, questo Alicmo Bastoni, io tra poco veramente sarò veramente presserò per volerlo conoscere, perché veramente è tanto che oramai lui sceneggia queste live, quindi veramente la curiosità mia sta salendo per quest'uomo che io voglio conoscere al più presto, e te lo dico qua davanti a tutti. Allora, Luigi Cozzolino dice, ma sono io che devo cambiare la qualità o è la nuova webcam? Guarda, sinceramente non so se mi stai sfruttando, se non si vede bene è solo per una questione di connessione, perché poi nelle live può tenere pure la webcam che sta cagando, però se c'è una connessione che UCS, non è che si vede chissà quanto. Nei video invece, stasera finalmente sono riuscito a fare un video dove ho impostato bene la telecamera, quindi mi pare che sia buono, forse non si sentiva bene, ma perché questa webcam comunque porta un microfono
porta due microfoni in realtà, però sono tutte e due UCS. Vabbè. Comunque Mary Oliva, Fabri Papà da quando il Napoli ha vinto segue un rito, vede continuamente il DVD della festa che fecero a Napoli quando vinse lo scudetto, che trasmisero alla Rai, si carica e torna a vederselo. Cioè, c'è un bel modo di caricarsi in effetti. Io facevo quando ero più piccolo, mi vedevo tutte le trasmissioni del Napoli, tenevo pure il cassetto, ecco, mi vedevo perché mi faceva una casa perché poi giocavo a pallone e quindi mi volevo gasare poco, no? Allora, Great Soft chiuso, mi saluti, Cero, ti saluto pure a te. Alessio Balsamo non torna ieri da vista a conduzione con un'acchiata, ma fai morire a conduzione, non ci capite che significa a conduzione, non lo so. Gianni Omega, stasera l'HDD è andato alla testa, salti i commenti, grande Gianni, è la prima volta che ti leggo, scusami, ma non mi permetterei mai di saltare nessun commento. A fare Nuzzo, Cero, oggi mi sa HD, ma fa schifo uguale, questa è una questione di connessione. Antonella Lella, allora, che dice Antonella? Cerro che ne pensa che ogni voto che segna Aaron Ramsey, è vero, l'Arsenal, quello dell'Arsenal, muore qualcuno, infatti è morto David Bowie, non ha mai conosciuto una che marca pessi ciechisti, infatti quando poi ho visto che era morto David Bowie, subito dopo sono usciti dei link dove faceva vedere che era segnato stu Aaron Ramsey, che non ci capite cioè, sto vero fa, cioè, come segni visto, pare che muore qualcuno, cioè, veramente una cosa che capita da anni, ma ci sono proprio andato a leggere su internet, ci sono proprio tutti i precedenti in cui lui segnava e moriva qualcuno. E Napoli mi pare scritto una cosa, ma poi a Facebook, tipo cioè, che voleva dire, tipo, non mi ricordo qual era la battuta, però tipo, ma che mi aspetta che Ramsey fa una tripletta prima che muore Barbara D'Urso, una cosa che sto, non mi ricordo bene la battuta qual era, però su fatto è un po' sconcertante, sta cosa, e su Is, non lo so, fa morire la gente, vabbè. Comunque, Sonny Crockett ci hai mai giocato a Bancolotto? Sì, addirittura ho vinto pure una volta, pochissimo purtroppo, perché ha giocato manca a chiave, essendo che tu, cioè, quando non sapi quando, stai andando, non sapevo quanto puntare, quanto vincevo, mi sogna mia nonna che mi dava dei numeri, c'è una cosa sconvolgente, e io vincetto Bancolotto, cioè questa era una cosa che a me raccontavano da quando ero piccolo, tu quando dicevano, ma sai, ma ci sono andato a che a nonno, ma ci sono andato a zitto, ma ci sono andato a padre, ma andare dei numeri, hai vinto, non ci ho mai creduto a questa cosa. Poi mi capita a me, e quindi da quel momento ho cominciato a credere a queste storie, perché è una cosa incredibile. Io me la sognai la notte, a mattinetta uguale con menù sparagnatore proprio, tipo un euro, 2 euro, e comunque piglia manco un cazzo, questa è la cosa. Però mi sconvolso questa cosa ancora oggi quando ci penso, è una cosa che è sconvolgente. Comunque Giovanni Attanasia, no, Anastasia, scusami, mi ce l'ho fatta, grazie, ma a Barbara mai voglio, cioè, mai riesco a far chiudere, perché mi ha abituato, in estate probabilmente me la farò. Sonny Crockett mi ha fatto una bella domanda, la gente a fa. Aspetta, perché mi ha fatto una domanda su, ho letto un paio di nomi. Ah, Sonny Crockett, ci hai mai ascoltato e ballato in discoteca Giorgio Prezioso e Molella, sono il tuo genere? Tu hai fatto due nomi, perché io praticamente ballavo, perché era proprio l'epoca mia, quando avevo 17-18 anni più o meno, anche forse 15, ecco, e quindi erano quella musica che si ballava al momento. Allora, voglio. Medio Oliva, ce l'ho da parte di Vincenzo De Lucia, Mannaccio Zi, Rapappaval, senza amato tutti i santissimo. Ho compiuto sempre il padre, l'ho dovuto riavviare. Questa è una bestemmia che sicuramente proviene dal padre, perché Vincenzo De Lucia c'è un papà che faceva di bestemmie proprio belle, veramente belle, di classe. Una volta ne parlammo diciamo come si dice papà a Facebook e spiegavamo le bestemmie mie e del padre. Allora Daniele Michele, ciao Fabrizio, mo se può avere un bello saluto a casa Caruto come solo tu sai fare, PS il mio sogno invece è vedere il tuo balletto a Lanino fuori al locale nel video a Vie Foro, cioè, stiamo parlando di una scena di anni fa. Comunque saluto Daniele e Michela se sta pure essa. Devo invitare a Rosso Alessio Apre, aspetta, ma lo invito alle 10, ho detto, quindi sono le 21:59, infatti gli mando l'invito Alessio, eccolo qua, mo c'ho su Pannan, così che entra il grande Alessio Apre, voglio, così lo conoscete, se non lo conoscete, ma sono sicuro che voi già vi siete visti molti suoi video, perché Alessio è molto bravo, è anche molto simpatico. Io per fortuna l'ho conosciuto da vicino e mi è molto simpatico, voglio molto in gamba, veramente un bravo ragazzo, un figlio che chiamava poi siciliano, comunque altissimo, nonostante la sua giovane età, però mi è molto simpatico, molto simpatico. Allora, mo ci sto inviando il link
scusatemi se non leggo i commenti, però sono un attimo poi ci mando link e sì, mo praticamente io spero che mi piace questo modo nuovo, come oramai che stiamo facendo da tanto, no? Cioè da tanto, cosa sarà, rubare i mesi che stiamo facendo, di fare comunque la diretta in, diciamo, con l'ospite dopo, perché che cazzo, perché facciamo una mezz'ora su chi parliamo, cose, ci leggiamo i commenti, dopodiché invece poi facciamo l'ospite, cioè l'ospite da seconda, cioè la seconda mezz'ora, se no sempre un'ora e mezza quando ci mettiamo a fare la seconda parte della diretta, però ci divertiamo, perché poi ci conosciamo, facciamo conoscere eccolo qua, Alessia, se mi stai vedendo te la sto mandando in questo momento qua il link, eccolo qua, voilà. In questo momento io ho inviato il link, quindi a comodo ti puoi collegare tranquillamente, siamo qua e comunque che stai dicendo, mangi persi, in 12 corso, sì, stai dicendo, a me piace molto questa cosa così, l'altro mi sono divertito pure con Lorenzo Calvani, che forse ci sta pure vedendo, Lorenzo lo saluto, un approfitto di Roma, e praticamente anche lui un bravo ragazzo, e quindi è bello fare sempre un po', se ti ho idea di qualcuno da invitare, la politica, facciamo la live insieme, ditemelo casomai, poi scrivete un po' a Facebook, così mi fa piacere. Allora, chi è? Gianmaria Cutolo, ce lo fai tanti saluti da mio zio Raff, lo saluto pure a lui, grandissimo. Lady Dion, ce lo rimane ma all'MD, mi fa piacere perché è come se venisse a casa mia in pratica. Paolo Peluso, ci penso a Paolo Peluso, aspetta un attimo Paolo, ti vado a beccare. Allora, sta Paolo Peluso, aspetta, Paolo Peluso, è che è una tarantella. Allora, sta, no, ma poi pensa pure. Luca Bioschi, Alessio, sei tu? Aspettate, voglio sentire un Non rumore. lo so, fammi due domande per vedere se sono io. Sei tu o non sei tu? Oh, ma non so chi è. Mi vedi? Vedo anche un'altra faccia conosciuta vicino a te. Chi vuoi essere? È lui o non è lui? È lui il mitico, cioè, È lui, lo riconosco. È lui. sì. Se lo ha l'occhialino alla Woody Allen, se lo ha. Dopo era troppo sexy, Fabri, erano un bordello, capì? Troppi film. No, ma che se una live russano solo guagliuri, quindi Matteo, vai tranquillo. Ah, quindi Matteo. Dice la verità, ti sei andato a vedere il nome perché non ricordavo. No, assolutamente, assolutamente. Ho le mani libere, ho le mani libere. Vabbè. Non per molto, Matteo, se farà la live con te. No, 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 mi metto qui per sicurezza perché così non devo evitare equivoci e cose. Ma giù, comunque, lui e Alessia aveva proprio conosciuto, non aveva paura. E l'altro è Matteo, va giù, il grande Matteo, grande socio. Matteo, saluta tutti come vuoi, come credi. Baciacci. Allora, io ora non... Beh, la prima Dalla volta che Cornelli. faccio una... Quindi non ti so, cioè non mi so muovere. Non so praticamente come si leggono i commenti, non so come... No, vabbè, ci abbiamo l'altro computer qua con, ok. Con i messaggi, cioè con la chat. Bravissimo. Matteo per esempio è più tecnico, Ale, tu sei un po' come me. Allora, io sono la mente e Matteo è il braccio, quindi è Bravo, un bravo, ma pochino... io l'hai capito questa cosa. Tu sei come me, si casa caruti, anche a passi cose che invece sul lato tecnico. Sì, sì, sì. Come so io? Né cosa mia. Ma ci vorremmo manca chiave che noi c'erano però. In effetti pure io volevo mancare in effetti non ve lo volevo dire perché non vi volevo, volevo far smutare. Ah, boh, c'eri. Mi si è accattato pure la webcam nuova, ma come sto fa? No, no, specie. Gioco si è accartato. Lo sto dicendo a tutto quanto sto fatto perché me ne devo andare dopo anni, diciamo, che ha tenuto CES vostra webcam, quindi un po' mi sto sparando pezzi ultimamente. Poi passeremo alla GoPro man mano, a grandi No, mezzi. a Ma si può GoPro fare non si sa, non lo so sinceramente. se la GoPro si mette come webcam, penso di sì. Sì, comunque stiamo anche in live su Periscope. Si vede? Oh, giusto, da Rutan, poi. Allora devo rispondere con Streamago, scusatemi però. Ah? Devo rispondere con un'altra applicazione che si chiama Streamago per fare la diretta su Streamago. Pezzotto, eh.
No, no, è una specie di pezzotto di Periscope, nonostante sia nata prima di Periscope. Non lo metti, cioè. Sì, a voi sono pezzuttare, capisci? Cioè, perché mi era pigliato Periscope come tutti quanti, quando c'è il pezzotto. Nonostante la simpatia per Periscope, perché? Perché ha cominciato proprio quindi pezzotto, Periscope. Giusto. Invece no, poi ieri ho visto anche che, cioè, mi hanno detto che sono andato a vedere il film, un film, che film sono andato a vedere? Ma già visto Creed, ma sono proprio arregliato, voglio per la verità. Creed, Matteo, devi sapere che Matteo, lui nei film, cioè ogni volta fa passo genio Matteo, perché Matteo è un saccato sotto questi aspetti. Allora nei cioè, il film non se lo gode. Cioè, guarda sempre gli aspetti. Allora quando ti vai a vedere un film con Matteo, ti passa proprio un genio, perché cioè, ti devi essere un bucchinari, cioè, boh, oggi capito un po', un bello film, cosa, poi Matteo ti smonta totalmente e ti fa capire che quello film non è proprio buono. Ma perché lo critica mentre se lo sta vedendo? Scusatemi un attimo, scusami un attimo, c'è la chiamata di Caca mio cazzo che è una cosa sacrale per questa live. Io lo saluto, che lui è uno che deve sempre fare la chiamata su Facebook quando stiamo facendo la diretta, perché è un fatto proprio di tradizione della live, no? Quindi, detto questo, possiamo continuare. E comunque stiamo dicendo, no? No, tu stavi dicendo, lui non ti fa vedere bene i film perché? No, perché da mondo poco, mentalmente, cioè, diceva, buono, ma questo film, sai, un bello film, cosa, dovevo pure andare, no, vicino a quella volta che aveva ogni tanto il cinema e non fai un singolo che vedere i film in streaming, no? Cioè, diceva, buono, se io do cinema, ma questo film, sì, cosa che bene Matteo fa, sì, però questo film, devo dire la verità, la regia... Oh, non è vero. Allora, cioè... io ho stato apprezzare anche il film di Zalone, che è stato carino. Carino? E ho speso 5 euro per quel film. Cioè, è stato... Matteo, essendo tecnico del web, diciamo, no? Dei video, perché chi non lo sapesse, diciamolo che Matteo, io penso che lui ti fa dei montaggi, ti fa, comunque si occupa della regia, no? Dei tuoi video, penso, no? Di alcuni video, ti lascio un bel a buchinare questa materia. No, vabbè, sì, poi ho figli e buchi, però sai che quando ne è così tende veramente un poco ad avere quell'occhio clinico, no? Verso queste cose, no? Però ovviamente pure come te, che tu siccome me che capisci un cazzo, sai, manca più computer, no? Perché tu sarai cose. Allora giustamente tu dici, ma non ma chi cazzo rompe un cazzo, ma c'è un film grazie a Dio, me ne fotto a me. Bravo, vorrei esserlo così, però purtroppo la mia mamma mi ha partorito. Lo so perché tenga lo stesso amico, cioè tenga a Vicenza, no? Tu sapi da Vicenza, no? Sì. Vicenza è la stessa cosa. Nonostante però ieri, devo dire la verità, Coppa a Creed se è stato Sit Night, niente, perché volevano un cazzotto in capo, perché cioè, me lo doveva fare. E quindi è stato molto tranquillo, mi ha fatto ringraziare Dio film, anzi, Parop sì, mi ha fatto una palla tanto, mi ha mandato in scena ieri sera, trovavo scene in inglese e mi mandava, poi mi fa vedere in slow motion e cosa così, e quindi i 3 a notte a me sinceramente, con tutto che mi piace Rocky, però mi aveva scassato poco, cazzo, mi aveva qua. E 3 notti di Roberto Gallino prima di accuccare, cioè, si chiama già zecco. Sì, e 3 a notte sto facendo il mio diciamo, Padre Nostro, che cosa sarebbe Padre Carlino, no? La versione della preghiera. Invece raccontaci qualche tua esperienza, qualcosa, cosa ti è successo ultimamente, qualcosa che ti ha... Mi ha no, perché tu sapevi, tu tieni un'abilità, no? Che è quella di fare con un... cioè tu racconti le storie con un semplice stato, però non lo so, mi sento quando... cioè, manco quando mi leggo un meglio film, mi riesco a immaginare come racconto tu, capito? Meglio sceneggiatura. Cioè, veramente, guarda, è proprio una cosa bella, quando proprio anche quella punteggiatura, quel napoletano che ha passione, cioè, la storia, no? Io non me leggo mai un cazzo, però non so, c'è stato tu, è proprio una cosa straordinaria, guarda, che è un'abilità che è assurdo, perché non tutti quanti riescono a trasmettere queste cose con uno stato, è un talento questo. A me mi fa veramente piacere questa cosa e io ti posso solo dire che io mi diverto proprio assai quando scrivo per esempio un stato quelli là tipo lunghi, questi qua, io mi diverto proprio, metto là e mi diverto proprio, perché proprio i numeri freni, non darmi, capito,
magari in un video si più ipotesi ti potresti più frenare su qualcosa. Invece quando anche andare quando scrivo mi sento un po' più libero, mi piace, è una cosa che mi piace. Mi è sempre piaciuto scrivere comunque di fondo. No, perché poi immagino, cioè, io volessi vedere tanto una fotografia tu quando eri piccolino, come eri quando eri piccolo, diciamo ragazzino, tipo all'età nostra. No, mi dice, però come si passa? Pubblica una fotografia con una scimmia ultimamente, un mese fa. Ti va, che l'avevo fatta la scimmia, sempre da una di quelle storie. No, aspetta, ti posso raccontare la zingaramma che ha fatto Alessio, proprio, la zingarata. Sono tutto orecchie. Ha condiviso la live tua col mio profilo senza chiedermelo. Col mio profilo. Ah, boh, ha fatto una spammata, non è una zingara, è una spammata. Senza Sì, aver però messo. almeno chiedi. No, ma l'ho condiviso anche sul mio profilo, cioè dovrebbe essere condiviso anche sul mio profilo. Andiamo a vedere. Vedi, sicuramente è stato sul mio profilo. Ma se ci stanno profili, facciamo una figura. Ci sta. No, è a mappare. No, guarda, ero stato avevo fatto, vedi? E infatti era pronto, ecco, vedi qua? Già era pronto, ma non lo so se si vede, non si vede. Aspetta, fammi vedere i nostri, un attimo, aspetta. Lo so. No, non si vede. No, facciamo in beginning, devo uscire la web. Oh, vedi anche l'iMac. L'ha cattato l'iMac. No, comunque aspetta, voglio vedere un attimo coppia i commenti si stanno dicendo qualcosa perché poi quando poi ci canicca cosa, però lo sanno già che nella seconda parte della diretta è sempre un po' così. Allora, ma il affianca Alessio, pare che la chiattone Zim. Ma tu puoi leggere i commenti, Matteo? Sì, siamo su un'altra, siamo su un altro computer. Teniamo due computer che in caso siamo mezzo professionisti, teniamo Mac e poi teniamo un computer più e allora meno buchinare. Sì, stiamo proprio veramente a livello che se una live di bucchinare proprio. Mo dicevo la chiamavo così, la live dei bucchinari, mo dicevo prima. Bucchino live. Booking Live, giustamente sarebbe stato il nome più opportuno. Comunque leggi tu, Matteo, visto che ce l'hai avanti, puoi leggere qualche commento a tuo piacere. Però non so. A web LMD. Hai scritto. C'è Roma, so la webcam tu e che era Alessio. Non hai capito, Kite sapere? La differenza tra webcam tu e che era Alessio. A me non sono contento perché il mio ego a livello di webcam sale. Nuovo hashtag, i bucchinari caruti. Ah, ecco, questo è bello per esempio. Questo è un bel titolo. Sì, è vero, la prossima live è così. Poi sta uno dice saluto. Ciao. Chi è? Come si chiama? Si chiama Emanuele Consiglio. Ma l'ha già salutato prima che sta casa caruto. Guarda, Alessio l'ho vista ad Agropoli quest'estate e mia madre sulla spiaggia ha offerto una sigaretta a Matteo. Allora, perché mo ti spiego questa cosa. Sa che è una tecnica Matteo. Matteo, quando esci con me, non sa che me sigaretta. Perché appena avere una pozione da notte e conferenza, cioè esso fa una parte differente, fa una parte differente e poi fa scusa, ma c'è una sigaretta. Cioè, e poi questo con tutto quanto, perché non sapeva là con la poca, avevi nessuno ci dice che no. Quindi un pochino che sta in ogni modo. Cioè, ma come fai a sentire, Matteo? Ma come fai a sentire? Infatti, ora una sigaretta. Sì. Sigarette di contrabbando. Non è vero, sono tue. Sigarette Regina, contrabbando, che proprio doveva stare a te. Ma mai sentite, Regina non l'ho mai sentita, veramente mi mancava. Le 8:21 ormai sono andate in via d'estinzione, cioè non ci stanno più. Ormai sono andate sigarette, sono andate a tabaccheria, ho visto sigarette da sigarette. l'8:21 dal tabaccaio, bellissimo. Ma in faccio quale su, come si chiama? 8:21? Ma non le conosci? Te lo giuro, ma io sono rimasto arretrato che sigaretta, quando non fumo non conosco più le marche. Diciamo Camel blu. Ah, poi il Camel ci fa un confronto un po' più. L'8:21 fosse una cerro come se fosse una casato cola che prima costava 60 centesimi e mo sta nero e vinta. Cioè la casato cola come si è casato cola su un tassa capo bello e buone. Un bel prezzo, diciamo. Matteo è un principe abusivo, pratica l'arte dello scrocco. Anche.
Ma in Tenerife quando i loro mi scroccano le sigarette, compreso il signor Francesco De Marco, che salutiamo. Sigarette MD, Regina si fuma rotolone per bagno. La carta igienica scambreggi. Adesso salutami, Marianna Tesone. Ciao. 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 Aspetta, c'è il Roma, ti passa la sigaretta. Chi è? C'è il Roma. Tutti noi abbiamo un sogno, Roberto Carlino come ospite speciale. Vero, ci ha mai riuscito. Cioè, no, veramente, guarda, ma a parte scherzo. Allora, e a palle. Allora, io mi impegnerò prima persona, ti prometto che ti farò avere, diciamo, un invito che c'è posta per te, e ti farò andare, c'è posta per te e ti farò avere Roberto Carlino come ospite. Ma c'è Roma, ma guarda, non ti nego che casomai ci proverò a fare questa cosa. Gli faccio la cheat prima, mentre hai fatto la prima parte, gli fa una bella lettera a Roberto Carlino, postarla su Facebook e chiedere di mandarla più possibile sulla casella postale di C'è posta per te. A così per him, casomai chi le vede non può fare rimedio e dicono oh, fammi questa situazione capace Casa Caruta, tipo. Bravo, come all'epoca Casa Caruta con Marcuzzi. C'è Roma qua a destra, io vedo chat di gruppo, ma si manda i messaggi, ti manda solo a te o se vedi la chat? Non ci può vedere perché io, nonostante i 2 anni di live, comunque rimango sempre ignorante da questo punto di vista. Quindi... Io mi scrivo una cosa. Esce tranquillamente. Ah, ok, mi è uscito Lollo a me. Ok. A te ti è uscito suonare. Ok, che cazzo, ok. In generale, c'è sempre voluto fare una domanda e mi dimenticavo sempre perché vedi che cioè, ti rompesti il naso, ma che ci facci mai passare? Che sarà la domanda? Allora, praticamente io gioco a pallacanestro, no? E ma cioè, io mi hai visto, sono pure abbastanza cioè, abbastanza alto e ti dico solo che a uno mi ha dato una spallata un po' naso e mi ha rotto 7 nasali. Madonna mia. E quindi cioè, è uno molto cioè, scibroso. Io sera ti ha trovato anche se vuoi ospitato. Adesso siamo ciao Rosanna, piacere. Signora. Lei è una grandissima consumatrice dell'MD. Prego, salute. Allora, sì. Cosa... C'è Francesco. Francesco da Marco. Francesco, aspetta. No, Matteo, ci ha abbandonato. Esco un attimo. Piglia l'acqua quando dormi. Ok. La carta di sigarette, ma tu. Ma no, che non mi cerca la mamma. Il scocco è sempre la mamma. Scocco parte, scocco. Le dici la cercate sigarette, poi le offro pure agli altri, ma le offro mamma, tu non le offri tu, capi? Quindi è proprio una casa caruta sotto 7 aspetti proprio assurdo. Anzi, è una casa caruta abusiva. Una casa stoccata. C'è proprio assurdo. Ma volete bene, comunque siete amici, dai, comunque vi vedo molto affiatati a tutte e due. 5-6 anni nella vita. Ma state in casa, non ci capite, state in casa, nella stessa casa, state in stesso palazzo. Quasi in stesso palazzo, tipo c'è un parco mio, parco su stanno a fianco, cioè, quindi abitiamo vicino, quindi è una cosa proprio, siamo a cazzo a casa sua, capito? Alla fine. No, ho capito la situazione, ma tu siamo lì, Ale, come sbaglio? Venito. Invece tu eri uscito, non ci frega Pianura sei. Sì. Mamma mia. Siamo un po' assai lontani, siamo veramente lontani. Lontano, qualche volta che si bruciamo, tanto in queste occasioni, Comic-Con, raduni, cose varie. A proposito, ma il Comic-Con, tu già ti sei attrezzato? Sinceramente no, però qualcuno mi sta chiedendo già da un sacco di tempo, ma ci vai a Comic-Con, ci vai a Comic-Con. Io dico, vai giù, ma chi non sta a maggio Comic-Con? Aprile quest'anno, però il tuo blocco è un mese differente. No, ma la cosa bella è che ci hanno messo i biglietti in vendita, quindi c'è gente... Questo lo so. Però sinceramente io non so proprio nulla, nel senso che l'anno scorso stavo là con chi lo stand, chi stand non lo so. Che poi prima hai citato il fatto della canzone di Clementino con Casa Caruta. Sì. Eravamo pure noi uno di quel gruppo, di quei gruppi che ti ha detto guarda, Clementina ha fatto una canzone con Casa Caruta. Basket Caruta.
Hashtag... te è scroccato nella sigaretta. No, è Amina, ci cattato. No, Matteo. Oramai è diventato di comune. Oramai sanno tutto quanto, ma te come scroccatore sei stato tacciato come scroccatore, nessuno ti offrirà più una sigaretta, ti avvicinerà più. Ma non è vero, allora vi scroccano più a me di quando io scrocchi agli altri. Ma buchino oggi di. Infatti, cioè, non so l'altezza, se ne sta là. Stai garando troppi congiuntivi e non va bene. Tutti al comico con le buste di MD Man. Ma vera, ma tu devi creare un nuovo personaggio, un nuovo supereroe. Allora, uno di fa MD Man. Ma vera, guarda, è una... Ma io penso che la fotografia del profilo là, cioè Imbulis fa proprio un vestito di Superman, quello là come sta nella fotografia. Ovvero Imbulis fa? buste che cazzo? È tipo, che ne so, su Desfabelli anche come video, andare in giro, poi, come sketch tipo... Come sta facendo lo slogan, Matteo, uno sparagno, una garanzia. Lo volevo veramente, su fatto che tu proprio, volevo fare che io salvavo le persone dai prodotti originali. Io là e diceva, vai questa roba che si esprime un sacco di soldi, va e ci mettevo prodotti LMD. Bravo. Guarda, è una bella decisione veramente... sì, non fai che cazzo. A livello mondiale. Allora, Matteo fuma scroc, non nega. Io fumo scroc, io compro perché io non sono... Matteo ti ha amato. Ma perché? Matteo, ma quando anni tieni tu? Già fuma? Quando anni? 15 anni, 16 anni? Sì, tanto, 15 anni. Già quella è proprio l'età in cui si comincia. Matteo salvato Biberone, sta mica sigaretta a bocca. Già facevo proprio... Non è vero. Non è vero. Sì, proprio. A quando hanno... No, da poco, tanti anni. Da pochi tanti anni. Ho spiegato il dopo tuo... 2 anni, dopo 2 anni. No, ho detto... Gioco commento, Matteo, va, un commento interessante. Non ce ne stanno. Salutate. C'è Rune. Ma no, Matteo, perché tu abiti in un bunker, altrimenti facciamo uno scherzo telefonico in diretta. Tu ogni tanto fai, ti piace fare scherzi telefonici a te, Ogni tanto. Però mio padre e mia madre, cioè, ormai ci sta più sfizio perché ormai giocare non è più. Volesse fare coccrunate, però Matteo abita in dei bunker, quindi non piglia la linea lo telefono. Quindi faccio scherzo a Matteo che se visto che scrocco, no? O fai scroccare vicino a qualcuno che pigli se incazzi Watt. E Watt dice, ma poi è più bella che è una comitiva mista, ne scroccone ancora peggio Matteo, capito? Ma io non scrocco, io sono l'unico che sa, anzi. No, allora Matteo scrocca soltanto in un'evenienza, quando viene la gente vicino solo in quell'evenienza la scrocca. Però tu non dici che attaccato tu per sigarette, che sigarette ti catto tu? Chi ti catta sigarette? C'è. No, chi ti catta sigarette? No, ma non ti catta sigarette. A lei mi voglio associare a Matteo e gli voglio raccontare una mia storia di scroccaggio molto sciacallesco. In pratica, perché pure io ho scroccato, pure io ho fumato e pure io ho scroccato. Comunque in pratica io lavoravo in un villaggio a Sharm el Sheikh, grandissimo, era un resort, era quando è pianuro, era proprio russo. Comunque la gente lì la vedevi una volta e poi ricazcanava di più, perché era proprio immenso. Comunque io mi comprai il primo pacchetto di sigarette lì a Sharm el Sheikh, me lo fumai, facevi schifo ceschi, poi là si va a merda di cammello, lo era, se fumavo a merda di cammello. Proprio i cammelli. I cammello? Da sigaretta. Sì, si va a merda, tu fumavo proprio i cammelli, era meglio che fumavo cammello direttamente che le sigarette, no? Comunque finì il pacchetto e cominciai a fare questa operazione di scrocco internazionale, dove io praticamente scroccando le persone, scusa, facevo solo che essendo che l'anza fatica assai, no? Era proprio tutti in su villaggio, cioè non ci guardavano, stavamo un po' liberi come a pascolare in quel villaggio, non facevamo tante attività. Comunque scroccava uno, scroccava nato, con pacchetto vacante e mi prendevo pacchetti di sigarette. La cosa bella è che potevo acchiappare sigarette in maniera, quindi acchiappare citti, facciamo sigarette che solo lì ho visto, di forme assurde. Cioè, ragazzi, che acchiappare una sigaretta cubica, le cose proprio assurde, poi di tutte le marche, di tutti, venivano, cioè, secondo me, si continuava a fare che l'ho fatto là, ma venivano 300 tumori, di tutti i tipi, però, capito? Tutti i tumori di tipi di... E comunque, sì, comunque però è tendenza questo scroccaggio per mesi, devo dire la verità. Non mi dire niente, ma qua devo per forza dirlo. Ci sono due persone che dicono
Allora, uno è Ghost con hashtag Escile e uno è Francesco Acerra con lo stesso hashtag. E mi chiedo perché. Matteo, io non voglio dire che tu si può pigliare un giro perché è catena. Che tengri, È che io posso, cioè, non volevo, però secondo me sta venendo con te. no, poi Cerro, allora tu devi sapere che praticamente il mio seno è una divinità nella nostra comitiva. Perché? Perché sta gente, per esempio Matteo, essendo la divinità dello scroccone, è come un Buddha, tale qua. E poi immagini a Matteo d'oro, la sigaretta a mano così, capito? Con pacchetto nudo, capito? Anzi no, a mano così, la sigaretta a mano e la mano così, capito? Ma fanno fotomondaggi del genere. Secondo me è bello. Francesca Io scrocco. Comunque finendo questo racconto che mi sta appassionando tanto. No, comunque io scroccavo perché oramai mi sembrava anche inutile stare lì a comprare le sigarette, nonostante, ma lì forse nascevano, incominciava a diventare, diciamo, molto risparmiature, nonostante costavano solo €1, le sigarette li lascia a me scegliere. Però la passione di scroccare costavano €1 perché poi la posa, figurati, la moneta è diversa, quindi alla fine per loro €1 saranno tipo €3, €4 qua, all'euro. In Svizzera un pacchetto di sigarette costa €9. In Svizzera penso che la Toledo da Dion si va là. Un è Dion. Comunque applica questa regola dello scroccaggio internazionale e comunque andai avanti per molto tempo, perché mi appassionava questo fatto di collezionare queste sigarette di varie marche e poi di fumarle senza pagare nemmeno quest'euro, capito, giornaliero. Comunque, aspetta, comunque si sta diffondendo l'hashtag Matteo esci l'esizio vattene a faticare. Ragazzi, io sto a faticare. Io proporrei va a faticare a scendere zizzo, quindi praticamente vogliamo Matteo come spogliarellista nei strip diciamo, più importanti di Napoli e dintorni. Di Melito e dintorni. Cioè, di per festival, queste cose qua. Matteo come spogliarellista. Non voglio spezzare una lancia a favore di Matteo perché io l'ho conosciuto forse 2 anni fa o un anno fa, la prima volta, non mi ricordo. Comunque è molto molto dimagrito e non lo dico senza retorica. No, ho seguito per un anno una dieta che è andata pure abbastanza bene. Però la sua seguita non l'ha mai acchiappata. Stai usando pure io. Poi da questi 15 giorni di vacanze poi si è chiuso a fare altre cose. È successo quello che è successo e ci abbiamo dato di 60 kg da poco. Ti vedo molto più dimagrito rispetto a prima, te lo dico molto sinceramente, guarda. Grazie mille. Guarda, una domanda che devo fare da fattura, la cosa che mi ci domandato, ma tu Davide che fai? Non me l'hai mai domandata questa cosa. No, ma non lo sapevi fatto tu perché veramente guarda è unito perché se è così, no, io quando sarò grande vorrei dire a mia mamma vedo come Fabrizio Cerrone, capisci? È difficile, è molto difficile, vogliono anni e anni, anni e anni di studi per diventare come me. No, io non sappiamo cosa mi occupo un po' di pubblicità, e lavoro in questo ambito qua, quindi questo vi posso dire come. Poi ho un'identità segreta che non posso svelare. Già abbiamo scoperto qualcosa del segreto. In realtà io sono un supereroe che la notte mi trasforma, però non mi fate dire troppe cose perché. Secondo me tu dici Fabrizio è proprio il proprietario dell'MD, capisci quello fatto e uno lo fa sapere non fare perché se non partecipo tipo a chi di programma che fanno un po' real time tipo i boss in borghese, capito? La tipo sono in fabbrica fa parte uno dipendente per scoprire se i dipendenti lavorano e Fabrizio fa la stessa cosa, capito? Quindi ti prezzo buono. No, io in realtà faccio ti presente qui, sono tutti nomi inglesi che non so qui però sono, sai, che deve capire l'umore della gente sull'MD, quindi perciò io scherzo sull'MD, per capire cosa dicono le persone, per avere tutti i pareri, no? Quindi è proprio
Ci credereste se vi dico questa cosa? Non ci credereste. No, non ci crederebbe mai. Era un tavolo. No, aspetta, allora, Fabrizio rispondere a questa domanda che ci hanno fatto. È meglio una donna che fuma o una donna nuda? Ma che domanda? È logico che è meglio una donna che fuma, ma che domanda? Se no, chi cazzo ci crocco? Per Matteo comunque il dubbio c'è. Hai gravato avanti, diciamo. Allora, si piazza la sigaretta a Matteo, non è che si guarda sta voglio. Invece Paolo Peluso ci scrive: quando volessi sparagna, mi torno in scuola. Anche. Non ci provo, rimane mai comunque Cerrone, apro una parentesi, cancelsi il cliente, però mi sento proprio di aprirla. Vorrei farti i più sentiti complimenti per la parodia di Marco Mengoni. Ti ringrazio perché mi fa ancora più piacere riceverli da un tecnico come te. No, tecnicamente, cioè, immagini un video con Mac tuo e un video con computer e Marco Mengoni. E rimaneva così e dicevo, ma cazzo hanno fatto? Su chiuda, ma noi che sei? Dopo Vesuvio, si mi... Ah, sì, allora cazzo ci sono arrivati che in macchina fino a là. No, infatti ci hanno perso con la macchina, poi non l'ho raccontato questa cosa, ma ci siamo persi con i Lucazzi navigatori, non erano cazzi troppo posto, perché abbiamo appuntamento con col cameraman, ecco, comunque 3 ore, abbiamo fatto tardi, infatti abbiamo fatto una quarta d'ora sta parodia. Però è stato che cazzo, no, mi piaceva questa idea di fare questa cosa, nonostante non sia andata poi così bene come magari io speravo. Ecco. Sì, è vero, purtroppo questo qua è anche uno degli aspetti di Facebook che fa molto... Ma io adesso, devo essere sincero, pensavo che andava molto di più, cioè ha fatto manco 20.000 visite. La qualità, cioè un video che merita, c'è tanta monnezza in giro, perché questi video qua, questa cosa brutta, che poi ci sono certi video che rimangono anche perché forse è quella condivisione giusta, quella cosa, anche magari quello spenderci dei soldi dietro, che magari questa è una mentalità di Facebook che attualmente non appoggio, capito? Era meglio magari 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, ancora sì. Se tenevi la qualità. Se tenevi anche dei piccoli numeri, riuscivi a fare cose grandi. Invece molto su Facebook ci sta proprio, un cacci sorte, se non gli sponsorizzo video, magari video non ti gira nemmeno. A meno che non sei bravo proprio nel farti girare il video. Questo è molto, cioè, molto vero, nel senso che oggigiorno vedo molti video sponsorizzati. A me è una cosa che un po' non piace, nonostante però io penso sempre, io non ho mai sponsorizzato un video, mai, proprio per una questione della amica, a parte che vengono a lire, partiamo da questo presupposto. E poi non so, mi pare di come se tu fai una cosa tipo fai imbrugli, tra virgolette fai imbrugli. Sì, perché però non può pure mai dire mai, nel senso che poi in Davide si può mai sapere, quindi poi non si può mai dire no, non lo farò mai, no. Per ora a me non piace come metodo, nonostante un giorno magari uno tenga una cosa sotto. Sto criticando più che altro Facebook, che alla fine sta blocca anche chi fa questo tipo di cose, perché magari ci vuole, no? Tu non è il tuo caso, magari mi sa fare, hai speso tempo, hai speso molto tempo per fare questa parodia, no? Per dare questa qualità qua. E magari poi vedi che poi un domani fai un video in cui la qualità è molto minore. Fai un video con webcam. E ti va meglio che sta parodia e tu la prossima volta dici ma fa una video come chi la fa, ma chi ciò fa, perché poi magari non viene apprezzato oppure non gira quanto dovrebbe, quanto meriterebbe. Un po' me lo ha fatto, perché un po' come mi sono dispiaciuto perché a Cittuane mentre si mi mette a dire una danza alla webcam, faccio più visualizzazioni di questo video qua, e un po' mi è dispiaciuto perché così è successo, però ciò nonostante a me poi queste visualizzazioni mi rompono un cazzo, mi fa sempre pensare, perché vedi ti condizionano pure a volte e non è bene che ti condizionano le visualizzazioni, perché tu pensi sempre a quello che vuoi fare, ma una volta che l'hai fatto, no? Non è aiuto come volevi, oppure aiuta meglio di come volevi, ma tu basta come volevi fa e l'hai fatto come volevi fa, dopodiché non devi avere più rimpianti, secondo me, nonostante comunque un po' di delusione l'ha già avuto, come passa cosa che ci mi va a morte, oggi ho fatto un video che tutto mi ha applicato, ecco, nonostante però devo ammettere che lo potevo fare molto meglio, dico la verità, l'avrei voluto fare molto meglio e l'avrei potuto fare molto meglio,
perché non era proprio come volevo. A livello di video, di testo. No, il testo per esempio l'ho scritta come tutte le parodie che hai scritto, a me una cosa, un testo è una delle cose che mi piace di più, che mi metterla là, di scriverlo proprio come dico io, cioè ma da essere preciso, ma da piacere tutto cosa, pure una parolella, mi deve piacere tutta una rima, quindi il testo no, però per quanto riguarda le riprese avrei fatto... Vabbè, c'è per esempio qualche errorino l'ho notato, tipo si vede l'ombra del Adesso struzzato, ma ecco, Sì, l'argomento non mi fa piacere che l'ha notata sta cosa, perché ne stavamo parlando l'altro giorno e io per esempio queste cose non le noto mai, però sono cose che chi le fa le nota. Infatti parlavamo di quell'ombra l'altro giorno, parlavamo che l'ombra a Margellina, che so vero. No, vabbè, cioè dico, queste sono stronzate, però cioè dico il tutto, se è un livello molto alto, è un livello molto è alto, cioè perché cioè, per quello che sta girando ora è altissimo, ma sto parlando anche di youtuber che fanno grandi numeri, persone che fanno davvero tanto. In tutta YouTube Italia. Che cazzo è accaduto? No, niente, mi è arrivato un attimo un messaggio su WhatsApp. Ma grande cagnato voce, sì. È innamorata sua. Il fidanzato Alessio, lo diciamo così. No, c'è tu. Buono fidanzato. Non so perché ci ti vado trovato pure i compagni miei, no? Magari... Perché non stiamo facendo i nomi, no, stiamo riferendo sempre alla stessa persona. No, non sto facendo i nomi, solo nomi. Pure i compagni miei, no? Perché magari che ne sai, ci ma nemmeno tanto una cosa economica, però c'è tipo si complicano proprio la vita, capito? Allora mi fanno passare proprio il genio, mi fidanzato, perché poi dico, ma che cazzo mi fa fare? Ma proprio mai visto così. Io penso a te, nonostante comunque uno sia anche un po' si influisce, sapere, dici, ma vi dà chi lo vede, diciamo, da chi pure si fa finire chi però poi ognuno fa la fine sua, è sempre una cosa soggettiva. Sì, questo sì, è vero. Alessio è single per scelta, diciamo. Ah, boh, ma se dire, Ale, quando tiene? Per manco 18 anni tiene tu. Sì, 17 anni. Sì, una vita di solo un bacchettuto, ma alla fine, cioè... No, ma sì, ma 16 anni, figurati. Può pure mettere su finanza, ma poi ti lascerai, ti metterai con un altro, ti finanzierai di nuovo. Una cosa, raccontaci una delle tue più grandi esperienze erotiche. No, erotiche proprio no, vabbè, non è una cosa un po'... Però che ne so, esperienze so d'amore, che magari pure quando eri piccino la cosa che ti fa rimanere poco male, queste cose qua, se la sempre nella tua chiave comica. Chiave. No, mi hai fatto pensare, ma storie, diciamo, quegli amori turbolenti, cose così, diciamo. Cose divertenti, sempre riguardando all'amore. Ah, boh, divertente no, perché nel senso che magari farebbe pure divertire, perché i compagni mi sa ricordano di certi amori miei, mannaggia, puttana vergine, ma facevano sbulluttiano, facevano sbattere e cose va. Quindi ricordano una ragazza, però non posso fare un nome, insomma, mai sapessi, non credo che sta qua. Però sai, sul live che si deve... Comunque si vede una guaglione che mi faceva spandacà una volta, c'era una ragazza che mi faceva proprio, mi faceva spandacà. C'è una per il quale proprio io solitamente sono sempre innamorato, sono sempre stato uno molto preso dall'estero, però questo mi ingrippa, proprio c'è bello proprio, mi ingrippa, cioè, pensa che io con lei andai in America una volta, dopodiché la segui pure a Londra, o come ero macetti tu sangue, che so, cioè, assurdo, ma voglio manco ricordare perché fu un anno proprio turbolento. Quando mi lasciai, diceva, ma no, voglio ricominciare. Mi chiamava e mi diceva, no, vediamoci, no, diceva, no, tu te ne hai proprio, te ne hai. E tu mi fai a Australia a prestarti, te ne hai. Quindi sei una storia un po' tragica, meglio non... Tragicomica. Ecco, invece qualche avventura divertente che ti è capitato a qualche villaggio, qualcosa di strano, cose. Perché c'è un vecchio detto, un vecchio, come se no, nemmeno detto, una vecchia leggenda che dice che gli animatori di villaggio hanno tutta una chiave un pochino più... È come un bagnino, come il mito del bagnino, capito? Quindi... Ma in una volta raccontai proprio in una pelle, quella la raccontai, la raccontai proprio in una live perché fu particolare, perché
cioè mi stavo chiamando padre, che sto, cioè là secondo me mi mettavano a mare, mi mettavano nei mari della Grecia e lì rimanevo a fu prof, che venevo con i prof, no? Come là. A sera, facette una pelle una poco così, un po' sbilenca. Però, no, però ho fatto l'animatore, ma in che senso? Perché? Perché tu quando non hai mai fatto l'animatore, mai? No. Lei era L'animatore è uno che praticamente, per esempio, tu per esempio sei un bello guaglione, no? Ale, per esempio, magari ti avevo rimedio. Io sono 1,20 m, no? Per esempio. Però se io sono animatore, paradossalmente ho più probabilità di te di mocione, che mi fa una pelle, no? Sai perché? Perché l'animatore cosa c'ha nel villaggio? È quello che c'ha quella, diciamo, come si dice? Il fascino. No, non è un fascino, è quella, come viene la parola, quella licenza di parlare con chiunque subito che facciamo la conferenza, no? Cioè, la gente te l'ha parlato, tu ti hai parlato a loro come se fossero frate, vi conoscessero da sempre, perché tu sei l'animatore, tu con quello ci hai parlato per forza, per lavoro. Sì, ho capito. Rispetto magari a te che stai là in vacanza, ti metti a parlare con uno, che lì c'ha pure chi so, capito come? Invece tu con te, tu diciamo, chissà magari avremo fare qua a pallavolo, avremo fare qua, quando tu ponni avere proprio nel football la pallavolo, capito? Io conoscevo un animatore che su qua stava facendo lo stage con la scuola, aveva 16 anni. Allora mi raccontò di questa sua esperienza sessuale, questa signora di 30 anni, issa dei 16 anni. E ho detto, come cazzo hai fatto? Non so, perché il prossimo marito mi si parla. Sì, no, poi stanno pure queste storie che sono pure tristi, perché guarda, cioè, io per esempio mai con qualcuno che stava alla sposa, perché non mi è mai piaciuto sto fatto, pure perché insieme a me non ha busco pure, la short che tengo, quindi meglio no. Acchiappano con, diciamo, una persona, cioè tu c'è il regolamento che ti vieta proprio di avere un contatto, cioè che va oltre al lavorativo, che tu ti cacciano proprio, cioè non si torna sempre, si usa una matura e tu sei una maglione, no? In questo caso anche se è brutta come esempio, praticamente, cioè si mi acchiappano pure a parlare con te, quando non sto nell'orario lavorativo, ma vanno pure cacciati, poi acchiappo che la vita. È vero, perché diciamo che, vabbè, poi io poi mi sono informato su questa cosa quando facevo il suo lavoro e dicevo, ma scusate, ma uno non ci capite che fa? Uno si può fare una pelle in un villaggio, sta 4 mesi in un posto, 6 mesi in un posto, che fa? Sta da nascondere sotto la sabbia, che fa? Poi mi spiegarono perché praticamente i primi animatori, cioè esageravano proprio, da poco si chiamavano pure i Brulun, i tartarughe marine, cioè erano troppo esagerati. Quindi essere così esagerati poi mi resi conto che era una cosa pure brutta, che tu, comunque stai andando, cioè, stiamo messaggi, non è può fare niente proprio così a cielo aperto, no? Perché comunque stai faticando, cioè comunque stai faticando là dentro. Non è brutto a te vedere che ti metti a fare niente, sempre nei limiti. E quindi questo faceva sì che poi, vabbè, poi si è esagerato, perché poi, cioè, chi si lascia a come manca a farlo apposta, non potevamo nemmeno entrare nelle stanze insieme a Maronna, tra le stanze delle ospiti, delle cose, se non proprio i guardie, cioè stavano tutti questi egiziani. Guarda, in bozzo parlava perché si parlasse sciame e a finissimo a fine e dopo prima, ma ci facessimo un libro di queste cose qua. Però mi ricordo che praticamente stavano questi qua che non ti facevano entrare nelle stanze dell'ospite, perché se magari ti scamavano, che tu ti trasudi nella stanza dell'ospite, te ne cacciavano proprio, ti facevano un biglietto aereo e te ne irai a casa, non potevi fare niente. Invece pure sono stato a Sharm el Sheikh e credo è stata pure un'esperienza un po', penso, l'anno prima che veniva la guerra, quindi proprio ti lascio fortunatamente. E praticamente quando andavamo là, la prima cosa che ti raccomandavano era, quando andate a fare le escursioni, andate sempre con quelli là del villaggio, non andate mai con quelli esterni. Però tipo un'escursione con un villaggio si va a fare 160, 180 euro. Non ho sentito una cosa che dici. 170 euro, 180 euro un'escursione, no? Per gli affari, i cammelli, queste cose qua, no? Sì. Ma le prime due escursioni, ma fa così, cosa. Certo, va. Ovviamente era arrivato quasi alla fine di questa vacanza, no? E noi praticamente ci mancava questa fantastica, questa famigerata motorata, no? Che la Quad Mizzi Desert
alla luce tutto quanto stavano a fare che lasciamo uscire. Quando non volevano uscire 10 euro a persona. Mamma mia. Voleva venire, però allora mio padre fa una serie di righe, facciamo una cosa. E se proprio un'agenzia di viaggi, no, proprio fuori al villaggio. Io sono andato con Vera Club, a Club se non mi sbaglio. E comunque praticamente andiamo in questa agenzia e ci chiesero 40 euro. 40 euro, dicendo, comunque la cosa. Inizialmente ci portano in mezzo a sto deserto, c'hanno sti quad e ci mettono in filo uno con l'altro, no? Lo sai, all'improvviso c'è in deserto subito fa notte là, è assurdo, è una cosa proprio che... Comunque praticamente già ci trova notte in mezzo deserto, sai, fortunatamente eravamo un gruppo però di tutti napoletani, quindi tutti quindi tutti quanti napoletani. Comunque già ci portano in questa specie di capanna, lo stanno di questi beduini, è una Coca-Cola, proprio già che ti lasci immaginare, una Coca-Cola se data a fare 5 euro, una Coca-Cola, quindi proprio già roba, e quindi eri costretto a consumare in questa specie di capanna. Comunque ero fatto questo po' cambietto, scendiamo a mezzo deserto, no? Stiamo tornando, all'improvviso si ca, ci fanno con me studiano in motocicletta. Hanno vicino a noi fanno, comunque se voi volete continuare il viaggio, dare a noi altri 30 euro a testa. Comunque ci guardiamo qua, ma come egiziano e ci può pacca a noi che siamo napolitana. Io so comunque andiamo a portare a lungo, uscette a parare e alla fine ci portano subito là. Però potete far capire come una cosa che è assurda, c'è proprio stu... E molto nell'oro è capitato, che magari per viaggiare, altre persone magari ci hanno rubato, non sai, c'è documenti, tipo venduto a io. Si pigliano i documenti, non devo andare più magari, cioè, guarda, proprio storie assurde. No, sai che cos'è? Allora, per esempio, è una cosa molto... Allora, gli egiziani sono poco, da quello che l'ho conosciuti, diciamo, senza generalizzare, che li ho conosciuti, sono molto simili a noi, se non un po' più furbi, un po' più, capito, proprio furbastri, certi. Altri invece sono proprio bravi, ma proprio bravi, cioè come tutto il mondo, non è che sto dicendo chissà che cazzo sto dicendo, però queste storie qua che tu ce ne sono, infatti ci stanno certi proprio che ti fanno accusare malamente perché tu dici con un po' frate, che comunque se ne vogliono approfittare dei turisti, perché magari un po' la paura, un po' che chi sta là in vacanza e dice i soldi degli jet, chi sei scemo, si ricerca di ricevere più, ma questo lo facciamo pure noi che i turisti che a Napoli, ci facciamo il pack tanto per esempio per una cosa, no? Perché capita pure qua a Napoli. Quindi fondamentalmente però quando poi ci capita a noi ci rimane più impresso rispetto a poi quando ci fanno i buchi in fronte ai tedeschi che arrivano qua che i cazzettini di spugno bianco, rindi di sandalo. Perché per esempio a Parigi, no? È Euro Disney. Praticamente là in negozio, cioè magari no, però si poteva arrubare come l'acqua fresca. Comunque praticamente andiamo, ero piccolino, potevo tenere 10-11 anni. Comunque andiamo in questi negozi. Accattiamo comunque una maglietta, un cuscino, comunque ci mette a fare quasi 150 euro, 160 euro, facciamo un buon biglietto. Quando uscivi, diciamo, non ti controllavano lo scontrino, magari ti vedevano lo scontrino, però non te lo strappavano. E comunque, sai, metti fuori un negozio aspettando mio padre che stava dentro, io e mia madre fuori al negozio. Noi notavamo una scolaresca di francesi, erano tutti uno francesi. Come dico strunzato, uno e loro si accattava una tovaglietta, una tazza e 3 portachiavi. Comunque, solo uno si accattava roba, poi usciva, ci arrivava a busto, ma a chilo con scontrino, traseva, si pigliava la stessa roba, quando usciva con lo stesso scontrino si pigliava comunque, faceva una chiesa, comunque 7-8 loro si pigliava una tazza, portachiavi come l'acqua fresca. Ma che non comunque guarda, fino a una cosa assurda, io ti ho detto, appena volete la portare a numerate, capisci quello fatto? Guarda, assurdo. Ma veramente tutto il mondo è paese, noi perché poi, sai, sembrano poco così, sai, quando tu stai sempre a Napoli, no, pure io, no? Comunque, capita 3 anni che non ci viaggiato, sono stata a casa, ma pure io, sai, ti viene una vista un po' così a paraocchi e ti pensi che tutte le cose che diciamo, chi le ha così, chi le ha così. Però poi quando viaggi un po' e vedi un po' i paesi, le cose, la gente, capisci che tutto il mondo è paese, i furbi ci stanno a Napoli come ci stanno fuori, e la gente brava ci sta fuori, cioè, ma pare una cosa retorica che sto dicendo, ma poi è vero, è così. Quindi
non si può mai generalizzare fondamentalmente, questa è la cosa. Solo che noi quando andiamo all'estero notiamo, perché giustamente noi andiamo una volta all'anno all'estero, una settimana all'anno, e quindi da che la settimana guardiamo tutti quelli cazzo che capitano e dice e per noi li sottolineiamo di più. È vero, è vero. Invece ma che stai facendo? Ma te? Ti vedi che penseroso? No, io sto guardando, allora, prima di tutto il film ieri rimane a scuola, vero? No, mo finiamo, mo finiamo, troppo. No, perché a me a cuccare. E no. A scuola rimane? Sì. Andiamo a stessa scuola. Sempre dalle parti di Melito? No, andiamo a Versa. Che non è proprio vicino proprio, no? Sì, più o meno, alla fine sono 10-15 minuti di macchina, più o meno. A Melito, Giuliano e Aversa, quindi alla fine siamo là più o meno. No, poi sono molto inesperti quelle zone, purtroppo è troppo lontano per me. Proprio idea. Alla fine è Caserta, però è provincia di Caserta, però siamo là. Anche se c'è una mentalità abissale tra le due posti, vero? Pure è provincia di Caserta, no? È provincia di Napoli. No, è provincia di Napoli. Aversa e Caserta. Ok, scusate. Guarda, non vi preoccupate, mo ciniamo, non vi preoccupate, no, perché sai che il tempo passa subito, che mi metto a parlare, si fanno l'11 mangrici, no? Avevo proprio controllato l'orario, si fanno l'11 mangrici, vola. No, ci vista, no, io ti confesso un'altra cosa, mi sembra che stiamo parlando di te, no, io mi ero ricordato che sei in live, capito? La live è una bella cosa, è rilassante, mi metto a parlare, mi metto a chiacchierare, passo tempo, è una cosa proprio bella, la faccio sempre perché mi piace. Io sono abituato per esempio a farla su Periscope, però su Periscope non più cazzo ti aspetti perché trovo sempre questi commenti annanzi, allora tu devi leggere, però magari su Periscope non mi fare nemmeno la live a 2 persone, vedi che è una cosa molto bella. Sì, questo è vero. Sì, Dale, una domanda e poi te ne faccio perché sono molto curioso di Periscope, essendo che mi ha scattato pure il telefono, sto a buscare proprio soldi che palo, no? Nel mio lavoro dell'MD, praticamente i primi tenevano cessi telefono e non si poteva scaricare nessuna applicazione. Era un cesso proprio all'MD phone e mo con questo telefono praticamente volevo scaricare Periscope, però l'unica cosa che mi sembra di aver capito è che Periscope non puoi linkare su Facebook che stai facendo la live, questo non lo puoi fare, no? No, fare su Facebook, aspetta. Allora, praticamente poi c'è un puntello. Allora, praticamente tu per avere Periscope devi essere iscritto a Twitter. Ecco, vedi. Allora, come se fosse un messaggio, cioè come se fosse tipo Messenger, capito? Sì. Te ne è collegato, capito? Quindi devi farti prima Twitter, devi scrivere su Twitter e poi ti devi fare la cosa di Periscope, capito? Poi ogni volta che fai una live, automaticamente la live di Periscope viene twittata su Twitter, capito? Viene condivisa su Twitter. Poi ho fatto un altro, perché a me mi capitò l'altra volta che prende la mia live me l'avevano linkata su Facebook, quindi secondo me si può fare. Io non l'ho mai fatto perché sicuramente non ci ho mai provato a fare. Però Periscope è anche più, sotto certi aspetti, funziona anche diverso. Allora, è una live molto più veloce. Cioè, dopo a Periscope ti scordi da fare una live come abbiamo fatto noi 1 ora e mezza. No, me ne rendo conto, è una live fatta per farla così, stai in mezzo alla vita bella e buona, appicci Periscope e ti metti a dire... E poi ti spiego anche come funziona Periscope. Periscope praticamente è un'applicazione fatta apposta, quindi tu apri l'applicazione, per farti un esempio, no? Ti esce mappamondo, se sta all'Italia, no? E ti segna quante live stanno facendo in quel momento, su 30 live, 40 live, magari, no? Poi ti divide, a Napoli ti dà quante live stanno facendo a Napoli, capito? E poi ti dà le più recenti, cioè che non sono in live ma su... registrate, ma sembra magari tu apri l'applicazione, pure tu non stai facendo un cazzo, no? Apri l'applicazione il tuo per una live con crew, no? Allora clicchi una live a caso, capito? Ti escono come video, non c'è bisogno magari la gente che non si fa capire che va appositamente a vedere su YouTube che fa capire appositamente la live, capito? Cioè, capitano. Ho capito perché io da cheat tengo su Streamago che è la stessa cosa, solo che a differenza di Periscope lo puoi linkare anche su Facebook, cioè ti esce il link Fabrizio è in diretta su Streamago, ti sta arriva pure la notifica addirittura, è un'applicazione che esisteva, cioè esiste pure mo', però prima che uscivano le dirette su Facebook, tipo pure Fiorello, Giovanotti facevano le dirette su questo Streamago, capito?
No, boh, comunque mo tra tanti social network che non si sta capendo più Ma niente. non si capisce un cazzo. No, ma ero curioso di questo Periscope pure perché non so, ci posso scarico giusto per provare, anche Ah, se scaricato perché è bello, perché ha a che fare anche con persone che stanno di fuori dalla campagna, quindi ha a che fare pure che ne so, con gli stranieri, queste cose che la prima si contattano in una live, capito? Quindi è molto più aperta come live, capito? Non ti devono conoscere per forza come personaggio. E Magari poi ti non, vengono là e ti capita di, capito, di vedere gente, di avere sì. gente a casa. e poi non so se sai, cioè, ultimamente si sta portando questo nuovo social che è Telegram. Sì, l'ha sostenuto da Claudio Di Biagio, a volte seguo e quindi vedo che lui parlava di questo Telegram. Ha già capito un po' quello che è, però non mi È tipo, affascina. è tipo WhatsApp. Sono le ore E 23. tu crei un gruppo, Chiedo scusa, aggiornamenti un disponibili. Mac parlo. Ma chi ci fa il cime che è bello e buono? Non si permette. No, tu fai il gruppo e tu, persona proprietaria del gruppo, linki magari il tuo video e lo fai vedere qualche ora in anticipo rispetto a quando esce veramente. Oppure magari, cazzo lo sai, tiene qualcosa che non vuoi fare a tutto quanto, vuoi fare solo a chi l'ha iscritto al tuo canale Telegram e lo pubblichi su Telegram, sul tuo gruppo. Sì, no, sì, l'ho sentito appunto parlarne, però non mi ha affascinato tanto. Boh. Sai, noi siamo pure un poco a così, se cose proprio non sono che le usano tutti, non le usiamo manco noi, siamo un poco fatte a così, nonostante prima Facebook alla fine siamo pure noi capre a volte e seguiamo le mode. Certo, prima che scendiamo tu le fai una domanda. Vai, vai. Come hai conosciuto Pio 3D? Io 3D ce l'ho su Facebook da secondo me 2 o 3 anni. Che credo ci conoscemmo perché siamo in lo stesso network di YouTube, sì, di YouTube. E praticamente penso che avessimo gli detto l'amicizia all'epoca, credo. Poi non ci siamo mai parlati. Però sai, io ce l'ho su Facebook, ogni tanto mi capita di vedere qualche cosa che lui posta e niente, poi lo invitai in live perché teneva curiosità di ci parlare, ecco, che voleva sempre così in dei video, lo vedevo quello che scriveva su YouTube, no? I bot fa delle tipo dice delle cose su YouTube, sai, un po', oltre ai video, comunque, sai, un po' fa dei discorsi sui YouTubers, sulle cose. Sai che io ogni tanto me lo giro, no? Qui teniamo curiosità di conoscerlo così come stiamo facendo noi. E lo invitai nella live, tipo 2 o 3 live fa più o meno. Così. Sì, sì, sì. No, perché tra tutti quelli che hai invitato è uno dei pochi che conosco meglio, diciamo, perché comunque da quando è che fai video per 3D? Beh, una vita che fai video. No, io che seguo comunque la vecchia YouTube, Ah, sì, parla... sì, è uno di quelli più diciamo, longevi, da questo punto di vista fa da molto tempo fa i video, ma veramente da tanto. Cioè, io che seguo Cane Secco, gente che fa Sì, i video, proprio Wilbush, Yotobi... sì, diciamo della vecchia scuola, tra virgolette, no? Comunque uno che fa i video non so che di lui. E ora si può dire che sono youtuber medi, dei numeri. No, Cioè, so quelli là che hanno paragonando... cominciato prima, niente di più, cioè uno No, non è che non ci dico, capisco. come ti posso far capire come, nonostante siano uno cioè, dei primi, no? Siano i primi, come numeri attuali, ora vengono paragonati come youtuber medi, Che capito? Rispetto a questi hanno grandi poco youtuber. seguito rispetto a quello che veramente meriterebbero, perché per me tipi come Cane Secco sarà veramente tra il miliardo di iscritti. Ma Cane Secco è fortissimo, infatti noi parliamo sempre spesso di Cane Secco come tecnicamente lui è uno veramente superiore, però da Cane Secco pure si è fermato, si è fermato anni fa, mo vedi i video ogni tanto, ma lui non fa più video come li faceva prima, pure perché secondo me è una persona intelligente, ha capito che poi fondamentalmente poi si è aperto uno studio, ha cominciato a farlo come lavoro, fondamentalmente non è che lui abbia sbagliato, nonostante io un po' critico, cioè tra virgolette, critico sempre un po' quando qualcuno poi lascia proprio Abbandono. di netto lascia tipo YouTube o Facebook che la crea, perché per me è la stessa cosa, cioè finisce di fare video proprio, per me è sbagliato, perché Perché secondo me è magari da lì. Come hai detto tu, anche il discorso di prima, no? Secondo me non bisogna mai dire mai. no, assolutamente mai dire mai. E poi per me, per esempio,
che da già diciamo, per farti un esempio, no? Will Bush, no? È sparito per anni, poi è ricomparso, no? Dipende sempre se fosse stata X, però per carità, qui lo dico e qui lo nego, cioè, ok, tu fai tutto un percorso che poi ti porta a fare televisione, ti porta a fare cinema, ti porta a fare quello che hai fatto, no? Però secondo me abbandonare i social, chiamiamola così perché non voglio dire YouTube, non voglio dire Facebook, per me sono la stessa cosa, per me. E allora dico, cioè, frate, ma come ti fare? Perché è libertà, o social è libertà, noi stiamo a capo di me dicevo che cazzo volimmo, noi non niente a fare, posso dice pure il malato, cioè, fondamentalmente, no? Poi chi se le vuole guardare se le guarda, e chi no, dice gira canale, ci fa un bocca a chi devi. Però io la vedo una cosa di libertà, allora come fai tu a abbandonare la libertà tua? Poi magari lui ci avrà avuto le sue ragioni, per carità, perché avrà... però Lui infatti, come? nel video del ritorno lui ha spiegato un po' cosa è accaduto, cioè praticamente da quel che ho capito, che sincero, Will Bush quando ha iniziato a fare video mi piaceva più, sincero. Era un video più che altro per dire scusate se sono stati un attimo siriani, perché ci faticato assai e mi sembrava brutto ritornare così di improvviso, però sono voluto tornare. A me mi ha fatto molto piacere, Matteo, perché a me Will Bush come persona, mo, al di là dei video che io me lo sono sempre visto quando 3-4 anni fa, quando lui era quello che comunque era tipo mo fa vigeva, fa capire, no? Ma lo sono sempre visto. E per me lui è proprio ad essere uno bravo io l'ho conosciuto una volta vicino, deve essere un bravissimo ragazzo. Però non so, secondo me cioè, doveva più condividere pure le cose che stava facendo con tutti quanti, capito? Per come era partito lui, no? Cioè, come da fare è troppo scomparsi, poi uno può fare quello che poi si dà vita, però, cioè, no, Frank Madano ogni tanto ci sta, però non più come prima. Nel senso, dal lato commerciale, capito? Cioè, quando ricompare molto spesso per il lato commerciale. Credo sia una cosa sbagliata, perché noi alla fine, proprio prima, io e Matteo siamo iniziati ad analizzare un pochino, no? I canali anche di Frank Matano, anche Frank Matano Games, no? Un canale nato in pochissimo tempo, faceva numeri pazzeschi, parlando di 4, 5, 6 milioni di visualizzazioni ogni video. Cioè, quindi fosse stato anche in più anche a livello economico, c'è stato tutto questo. Tu dici, vabbè, sì, ormai faccio televisione, guadagno un sacco di soldi, YouTube non mi dà più niente. Ma tu una volta mi fai 4, 5, 6 milioni di visualizzazioni ogni video che pubblichi di game e tutto. Cioè, tu quindi anche dal lato economico ti entra una grande somma, stiamo parlando di 3-4 mila euro al video, capisci? Quindi non trova nemmeno certi discorsi una cosa giusta, perché secondo me bisogna sempre vedere da dove si è partiti. Magari che poi si possa capire, magari pubblichiamo un video al mese, però almeno fallo, capito? Questa è la cosa che... Ma no, giustamente tu mi fai vedere un altro lato, che è quello là economico, che giustamente tu ripensi, ma chi ci fanno schifo 3-4 mila euro a video? Comunque lui guadagnerà tanto ora, però comunque 3-4 mila euro sono soldi, no? Però secondo me non è, io non la vedo così, la vedo proprio un fatto che non è che tu, perché diciamo tu sei cresciuto anche perché ti hanno fatto crescere, no? La gente che si è vista i tuoi video, che ti ha messo il mi piace, ti ha messo la condivisione, ti ha seguito. Non che tu lo debba fare perché le persone ti hanno dato qualcosa e quindi tu devi qualcosa a quelle persone. No, non è qui. È un fatto che, scusa, ma tu sei nato qua a dire e condivisi di poco, ci hai fatto variare, ci hai fatto ridere, ci hai fatto piangere, non lo so, ci hai fatto schifo, ma quello che dici no. Ma perché non andiamo a avere più? Cioè, questo penso io, capito? Cioè, questo penso... scusa, ma tu, cioè, uno tu vuoi pure bene. Di YouTube, una cosa bella di YouTube rispetto alla televisione è proprio il contatto diretto, il contatto che tu hai col pubblico, che andando in televisione tu vai a perdere. Sì, cioè, tu puoi stare io non ti sto facendo una condanna che tu magari sei andato in televisione, per carità, ma che anzi tu hai fatto bene ad andare in televisione, però magari abbandonare, come detto, del tutto il lato del web, no? Che è un contatto che è quello diretto, che ti ha fatto nascere. Che è un contatto diretto con le persone che ti seguono, che è una cosa importantissima sotto questi aspetti, è una cosa sbagliata. Capisci? Però posso dire una cosa, mentre mo stavamo parlando, no? Perché mi hai fatto riflettere quando metti una cosa, no? Contatto che persone, sai che c'è di nuovo, che magari però hagi riflettuto, hagi pensato, pure che questi qua, nonostante fanno televisione, nonostante fanno altre cose ora, hanno comunque un contatto forse anche vero rispetto a noi che stiamo più tempo a fare dei video che magari a una persona che ride per una battuta per la nostra, no? Per esempio,
Allora dico, vuoi che lui, questo suo, diciamo, stare ora in mezzo alla gente perché fa TV e perché le persone si avvicinano, c'erano stu calore, questo affetto, non lo so, magari gli riesce a riempire, diciamo, questa cosa e quindi se non fa più video perché dice, ma io voglio, io già sta affetto moranno, mo che faccio televisione, mi riconoscono dappertutto, mi abbracciano, mi chiedono le foto, mi fanno fare gli autografi, ma a me sinceramente non ve lo posso dire che non ho più bisogno di YouTube e di Facebook, ma a me non è più bisogno di Facebook e YouTube per ora, capito? Però quando su YouTube tu sei sempre diverso da come sei in televisione, magari su YouTube tu puoi mettere e dire che cazzo, invece in televisione no. No, ma questo l'ho detto, te l'ho detto io 5 minuti fa, però poi riflettendo, parlandone, vedi, così, ho pensato, ma ora che Achille si sente libero pure facendo la televisione, ma io non lo posso capire, perché io sono pure che quando faccio una live e dico pure che cazzo, magari se gli sta a canale 5 non potesse essere, però magari quello lui è fatto così e ci sta bene questa cosa. Perché, perciò io dico a Will Wash, a me per esempio da spettatore mi è mancato e da spettatore non ha già accettato il fatto che Achille 2 anni non si è fatto sentire. Perché ha detto, ma che facciamo? Tu mi facevi divertire, ogni tanto mi volevano un video tu, volevano una fotografia tu. A me mi piaceva vedere, no? Perché uno si affeziona pure tra virgolette. E tu che cazzo, non ti sei fatto di più, oppure chi ti essere vittima, che t'hanno fatto? No? Uno può pensare. Però fondamentalmente, ma tu che cazzo ne sai, penso io. Cioè, ma lasci chi l'ha fatta, adesso chissà che ha passato, chissà che cazzo... Cioè, noi certe cose poi non le sappiamo. Allora, per esempio, questo mi fa, vedi, mi fa regredire. Qua è anche una mentalità del web, cioè alla fine tu se fai web devi anche sapere una cosa, cioè, perché per esempio, ti faccio un esempio, no? Io ho abituato il mio pubblico ad avere una certa frequenza di video, no? Per esempio sulla mia pagina pubblico un video ogni 2 giorni, no? Cioè io in un anno di pagina che ci ho pubblicato, ieri ho pubblicato 423 video totali. Totali. Poi lasciando in un anno e mezzo, in un anno e mezzo di pagina, 423 video, cioè cosa che secondo me nessuno ha mai fatto, no? In tutti quelli che fanno video, hanno le pagine, se cose pubblicare tutti questi video in così poco tempo, no? E magari che ne so, io mi capita per magari dico ok, ma non riesco a fare per vari impegni, qua, dico un video lo faccio uscire dopo 2 giorni, dopo magari il secondo giorno già mi arrivano le persone che fanno quando fa uscire un nuovo video, quando fa uscire un nuovo video, quando fa uscire un nuovo video, quindi immagino, dico, io mi vado a lasciare, per esempio al mio video scompaio dal web, cose qua, c'è sta gente, no? Come cazzo ci rimane, come hai detto tu, no? Ci rimane male, quindi si fa coraggio lo fa. Sì, vabbè, Capisci? ma tu non è che tu non lo fai, attenzione, perché sai che dall'altro lato poi persone ti possono dire, ma che fine hai fatto? No, io sono convinto che tu non lo fai per questo o solo per questo, ma maggiormente perché tu fai perché ti piace, perché io lo capisco perché lo faccio pure io, cioè a me mi piace, però per esempio anche io, vedi, è un periodo che magari cerco di fare meno video, sai perché? Perché poi io sono arrivato a un punto di dire, ma io aspetta un attimo, io non posso fare i video perché devo tenere un certo ritmo, devo tenere un video alla settimana. No, perché io già fai video quando mi pare e mi piace, perché questo secondo me è internet. Cioè io comunque già fai cose quando mi pare e mi piace, perché poi se le devo fare forzate a me personalmente, non mi esce manco buono e non ne voglio fare, perché non è niente avrei. Però questo non c'entra, nel senso che tu puoi anche non fare video, voglio dire, non è per fare forse i video, per stare a contatto, tra virgolette, chiamiamolo contatto, cioè sui social con chi ti guarda e chi ti va bene, ti segue, ti fa fare una rasata con mezzatori. Tu non, puoi scrivere anche uno stato, puoi fare una foto, puoi dire voglio sto un grindu chess, per far capire. Sì, però per farti capire, cioè, secondo me la mentalità va anche a cambiare, no, sotto certi aspetti, perché magari, che ne so, se scompari da un social, no, magari per un mese e mezzo, vai a finire anche nel dimenticatoio, capisci? Questa è la cosa. Non è un problema che tu, per esempio, ti devi mai creare, perché ti posso garantire che chi ti va bene e chi sei proprio simpatico, gli trasmetti qualcosa, così, quello ti seguirà sempre. Poi chi invece non tiene niente a vedere e si vuole fare, sai, un po' video e Alessio Aprea, perché non sa manco che tu ti chiami Alessio Aprea, però vedi che tu fu strunz e quindi ci vuoi farmi vedere su strunz. Tu i kill ti devi interessare relativamente, capito? Anche se questo discorso che faccio io magari è proprio utopico, perché poi noi fondamentalmente non sappiamo mai chi cazzo ci sta a accadere.
nonostante io comunque vedo dei nomi che vedo spesso, che magari mi seguono, e a me mi fa proprio piacere, è come se io li conoscessi, perché cioè, li vedo che a loro mi seguono, tutti. Una certa costanza, è vero, pure è applicabile. A me quello piace, che una persona di qua, chi si sono 4 anni che mi mette mi piace, sono 5 anni che chi se mi condivide le vite, ma chi se la soddisfazione a me? Perché di chi se mannaggia morte mi ha visto un poco pure di crescere, capito? Ma c'è proprio, cioè, in posso dire caso pure uno che là che ti segue dagli inizi, cioè come di Addix, dice quando entrarono loro in live, quando fecero la live con te. Sì. Cioè, io ti seguo tipo al... Cioè, video tu. No, vabbè, io sono 5 anni, non devo sbagliare, sono 5 anni, quindi No, non è che ti ho conosciuto subito agli inizi, però tipo video come Spendi, la gist proprio quando c'è. a me mi fa veramente molto piacere, però come ti fa capire? Io penso che tu sì mi segui a me, no? Poi non è che io faccio video ogni 3/4, cioè penso che mi seguo perché magari Aggiornamenti disponibili. ma no, ma chi è sta voce ogni tanto fa? È un Mac che ogni tanto ci dice che è vivo. Cavate a cuccare, ci vado a cuccare, ma da esco. No, comunque è vero, guarda, se pensi come sempre tu, no? Cioè, sei solo alla rete da 5 anni, guarda che non è poco, cazzo, è un'eternità, cioè veramente tu hai subito anche l'incursione anche della nuova generazione, che diciamo ha fatto la parte... 3-4 generazioni, 3-4 generazioni. Cioè, capito? Secondo me anche questo però da un lato ha spinto magari gli youtuber un pochino più noti farsi un pochino indietro, perché magari vedono Capoviro Guagliuncì la stessa cosa che magari fa un contenuto molto meno di qualità, molto meno di qualità, però giustamente viene apprezzato molto più di lui, la sfumazza tanto. Sinceramente prima se andessi mortificata, sì, non voglio fare nomi, anzi lo faccio uno, cioè sì, per esempio pure un Alessia Avrea, che ha finito in coppa a Facebook, che lui minuta, e comunque sono semplici nelle idee e nella realizzazione, non dedicati nome perché vera poi a un trash, e poi che mi faccio un mazzo tanto, faccio un video un mese perché i tanti ne riesco a fare, perché impiego tempo, impiego soldi anche, perché chissà 100.000 voti più risultati risultati più alti dei miei. Ma allora perciò ti dico, vedi, se uno si fa influenzare dai risultati o si fa influenzare soprattutto dagli altri, ma fammi capire cosa rimane di questa cosa che uno fa i video, fammi capire cosa rimane, la sfida di sapere che tu devi fare più visualizzazioni di un altro perché tu fai le cose che hanno a te su YouTube, no, tu fai quello che ti piace a te, poi quello che ne viene, tu puoi pigliare poco collo perché c'è ma chi fai, però dopo tu devi rimanere con quella verità e dici, voglio, io che sto volevo fare? Di che stagio voluto scrivere e che si vuole fare? Ma io cazzo bago trova? Che stai? Io non sì, però ce ne dico io, allora, io se faccio video pubblico un po' a Facebook, diciamoci la verità, lo facciamo comunque perché vogliamo fare a gente, perché sennò ci mettessimo, ci montassimo e ci guardassimo tra di noi. No, aspetta, sono d'accordissimo. Fa sempre molto piacere sapere di fare 1.000.000, 200.000, 300.000, fa sempre più piacere, però non è che poi quando si fanno queste cose, allora uno può, sì, puoi rimanere un po' male, ma devi rimanere sul fatto di capire tu perché hai fatto questa cosa. E a collegare ci aspetti perché la faccio questa cosa, la faccio per me, perché poi oggi senza avere nessuno, tu a lui pure dice boh, ma sai che c'è di nuovo, ma da fanculo, perché veramente mi ha giusto qua. Ma finché c'hai quella tua base, c'hai quelle due persone che comunque poi ti scrivono, ti dicono mi fai sapore, mi fai ridere, tu ti senti pure, nonostante questi messaggi ti fanno sentire ancora meglio, oppure tu ti senti proprio bene quando fai queste cose perché ti piace, ma perché ci metti una parecchio cucchi, capito che dico io? Che poi che ben vengano le visualizzazioni, che ben vengano i risultati, ecco. Ma io, finché c'è sta sto modo di esprimersi, che è questo sto mezzo, sta cosa così, ma chi mi ferma? Cioè... Va bene, su questo è bene, e vorrei chiudere, diciamo, quello che hai detto con un commento di Antonella Lella, che scrive: sono crollati tanti palazzi in questi anni, Maro,
Anni e anni di sfravegature da condividere. Condivise, Anni e anni di sfravegature condivise. Quindi perché poi, per esempio, un'Antonella Lella, per esempio, no, ma saranno qua, è sicuro, non volesse fare figure in merda, ma sono sicuro che saranno minimo un paio di anni, se non di più, che io leggo il suo nome in Coppa una live. Allora chi no, sta guaglione, no? Se sta a sentire a me, che sempre sì, che fondamentalmente sempre sta faccia a tengo, non è che mi ha fatto una plastica, che comunque parlo più o meno delle, cioè, che già dice in live stiamo a parlare delle ore, a dire forse anche le stesse ore, però magari tengo sfizi di mi sentì, io tengo sfizi ci fa sentire che tengo a dicere, a buono, nonostante io non abbia chissà quale cose da dire, però cioè, come, ma come si fa a quantificare questa cosa qua? Oppure come si fa a dare un valore a questa cosa qua? Che si tengono un valore immenso secondo me, che non si può quantificare in visualizzazioni, ma che ci me ne fotte a me, che stanno 27 loro, 28, 29, mi fa piacere se ce ne stanno 100, quando ce ne stavano 150 che ho fatto la live per mezzo di Alessia Marcuzzi ero proprio entusiasta, è logico, però fa niente, se mi riesce 27, 15, fa niente, va bene così, non è perché non si può fare sta cosa dei numeri, perché sennò io non l'avessi fatto più. No, che anche se dopo sei anche condizionato sulle idee, capito? Sicuramente. Questa è la cosa un pochino anche più brutta, capito? Di chi fa, si viene condizionato dopo non fai più quello che vuoi, ma sei uno strumento. Sì. Io fortunatamente diciamo che ci sono riuscito a uscire da questa cosa, perché io sapevo buono, ma forse l'abbiamo fatto qualche volta, che parodie si facevano dei risultati alti, però io mi ero reso conto che parodie ne volevo fare più, cioè io non potevo fare sempre le parodie, perché non mi sentivo totalmente soddisfatto, perché volevo pure spiegare a telecamera che io stai vinto un treno con Vicenza e sei una cinese come scassavo, o volevo spiegare, però non è che per mezzo che se non mi veniva una canzone le la ricerca una canzone sto fatto, che se non lo facevo, no, volevo dire così, tengo niente da fare, farà pure 10.000 visite tu video solo tu e Matteo, ma a me me ne fotte, a me la devo dire questa, capito? Che lo mi dà soddisfazione. Poi come ne fotte vedere 10.000 loro e non si sta parlando del video di quella che c'è possa per te a vicino a Kill, non sei mia figlia, ma come ne fotte a me, cioè a me che cazzo, capito? Sì, ho capito. Però io non ce l'ho con chi fa questi tipo di video, perché l'ho già fatto pure io, però io l'ho già fatto in momenti in cui volevo farlo e magari chi fa questi video è boh fa. Invece io sono accompagnato un livello, nel senso un livello mio, non un livello che io voglio fare, che mi viene pagato, che mi passa pagato, basta, senza stare a farmi dei calcoli. Che stai? No, è vero, è vero, è vero. Beh, Fabrizio, dopo questa grandissima perla ce n'ha mai perché sennò in mano era... Hai ragione, abbiamo divagato e veramente stiamo a buonanotte, anzi vi ringrazio, scusate questi minuti di recupero dopo le 11. Grazie a te. Anzi, alla prossima live sicuramente ce ne saranno altre, quando vuoi a disposizione. Finalmente ci siamo riusciti perché erano 2 o 3 settimane che ci corteggiavamo, ma... No, perché veramente erano impegni un attimo, una volta tornavo da fare allenamento, una volta a fare, vai a giocare, cose, quindi dice, tipo ogni volta che va a giocare, va a Salerno, non è che scappare e torna, quindi è un casino. L'importante è che ce le siamo fatte, ci siamo riusciti, ma era in dubbio che ci riuscivamo a fare questa live. Ah, boh. E poi ci vediamo da vicino, un bacio a tutte le persone che ci sono ancora in live, un bacio a tutto e va a raccomandare se caduto questo sempre. A cazzo di sigaretta, mi raccomando. Ciao. Buonanotte, grazie, vai giù. Grazie mille. Vai giù, ci siamo alla fine, abbiamo sforato sull'11:20, abbiamo fatto pure abbiamo fatto un po' tardi, però mi ha fatto piacere fare questa live con Alessio, che alla fine abbiamo parlato pure di cose abbastanza, diciamo, un po' più diverse, da quelle che oppure già eravamo parlati di queste cose, non lo so, però siamo stati un po' più riflessivi in questa live, poi spero che non va un burbata a Waller, e quindi niente, voglio, no, volessi leggere i messaggi che mi state scritti perché sono pure curioso di leggere le cose, magari la roba che sto live mi fa capire pure perché mi fa piacere e vabbè, voglio bene, veramente voglio bene e ci vediamo lunedì prossimo, no, lunedì no, attenzione, voglio questa cosa che importa, mo fanno i film che Cozzalone, tutti i lunedì fanno tutti i film di che Cozzalone perché ovviamente sta scassando malamente il cinema
e che anche a me piacciono, quindi mi volessero repuri, per carità. Quindi secondo me la live facciamo martedì. Comunque vi avviso sempre qua su Facebook, ecco, e niente, che stai quando io. Per una buonanotte, primo martedì, quindi saluto veramente con il cuore tutti quelli che la live sapere una roba, perché voglio bene, lo sanno, vabbè, voglio bene pure a voi che state rendendo, voglio dire lo stesso bene. Quindi voglio, lo vanno un bacio e cerco il bottone per spegnere per andarmene a fanculo. Ciao, voglio, buonanotte.